salute mentale va curata e tutelata. Per questo sabato mattina, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, la CGIL insieme a Covesap e AIDSAM hanno organizzato una manifestazione con partenza alle 10 dalla stazione di Venezia Santa Lucia. Per sollecitare la Giunta regionale, il Consiglio regionale e tutte le forze politiche del Veneto a un impegno vero e concreto per incrementare il finanziamento del sistema sanitario pubblico e universale. Siamo in presenza da anni di una crescita del disagio psichico e sociale che sta attraversando tutta la società, dalle persone più fragili al mondo degli anziani, all'universo giovanile, e che interessa sempre di più anche la stessa condizione lavorativa. Per cui sabato chiederemo a tutte le forze istituzionali e politiche di un maggiore investimento sulla salute mentale. Vorremmo far rumore. Vorremmo dare degna rappresentanza a coloro che soffrono, che sono silenti, e soprattutto rivendicare dei servizi territoriali, finanziamento e personale adeguate ad una patologia che sempre di più sta aumentando. La prevenzione del disagio psicologico, che coinvolge tutte le età, ma in particolare le fasce di infanzia e adolescenza, va garantita, così come la presa in carico da parte dei servizi sanitari territoriali. La preoccupazione è la riduzione delle risorse allocate alla riabilitazione delle persone con disturbo psichiatrico, nel senso che noi crediamo fortemente nella possibilità che una persona che sia stata colpita da un disturbo psichiatrico possa essere restituita alla società da cui proviene, alla famiglia stessa da cui proviene, riabilitata dal punto di vista funzionale e dal punto di vista anche come dire, sociale. Questo vuol dire che per noi è essenziale investire in risorse di cura. Allora, partiamo questo giovedì 10 aprile con Silvana Fanelli, segretaria regionale CGIL Veneto. Grazie Fanelli di essere qui. Saluto anche Katia Maccarone, sindaca di Campo San Piero. Grazie anche a lei, sindaca, di essere qui con noi, perché io tutte le mattine ho sindaci, perché siete i più esposti, quelli con una patata bollente terribile e con una coperta, e lo dico sempre, cortissima. Allora, Silvana Fanelli, cosa ci dice? Questa sanità, ma cosa vi lamentate in Veneto della sanità? Ma andate a vedere nelle altre regioni. Ma di cosa vi lamentate? Ma dovete essere felici e strafelici? Poi vediamo un'altra realtà, almeno io la vedo, che sono le fragilità. Sono fragilità di famiglie che non riescono a gestire queste persone, perché se non sei preparata non riesci a gestirle. Non abbiamo strutture abbastanza per cercare anche di curare, di alleviare questa sofferenza terribile. Guardate che le malattie psichiatriche e psicologiche sono terribili, però si dice: ma di cosa vi lamentate? Allora, Silvana Fanelli, di cosa ci lamentiamo? Ci lamentiamo del fatto che la Regione Veneto è una di quelle che spende meno sul tema proprio della salute mentale, della presa in carico del disagio sociale, perché la salute mentale non è solo come dire, pazzia per banalizzarla, ma è una serie di disturbi, di situazioni di fragilità, di debolezza in cui si trovano le persone, che emergono sempre di più, che vanno curate, e ci deve essere la presa in carico complessiva di queste persone per sostenere loro e sostenere le famiglie, perché come dicevi tu, Mirella, il disagio sociale, il disagio mentale non è un problema solo della persona che lo vive, ma del contesto in cui è inserita, e non avere un supporto professionale anche da parte della famiglia alla gestione di questa situazione crea, come dire, allarga questo disagio sociale. Questo è quello che noi chiediamo, che la sanità pubblica si occupi anche di queste che sono vere e proprie patologie, e che queste persone e le loro famiglie siano prese in carico attraverso il sistema socio-sanitario della nostra regione.
anche se questa S verrà tolta, Silvana Fanelli. Questo socio dalle US, questa S verrà tolta, però non si capisce bene, ancora adesso io ai sindaci che invito, anzi vorrei chiedere poi alla sindaca di Campo San Piero Maccarone se lei capisce qualcosa di questi ATS, di questi centri che dovrebbero sorgere, di questi sindaci che dovrebbero fare squadra, di questa montagna di soldi che qualcuno gestirà perché saranno veramente tanti. Io ho i sindaci con le mani nei capelli, sindaca Maccarone, perché anche sabato avevo il sindaco di San Biagio di Calaltra, ha detto Mirella adesso ho una riunione, non sappiamo niente. Ecco, capisce che io dico sempre alla politica, perché quando loro ci dicono, sindaco, ma aspettate, vedrete, ci sarà un miglioramento, dobbiamo essere ottimisti. Dico sempre, sindaco, che essere ottimisti, mettiamo con 7-8 mila euro al mese, dai, stiamo bassi, sindaco, stiamo bassi. Aspettare con 7-8 mila euro al mese che qualcosa cambi in positivo, si può anche aspettare. Ma aspettare con nessun centesimo in tasca, con sfratti esecutivi, con persone fragili che hai in famiglia e non sai come fare a gestire la situazione. È molto difficile però questo. Però cosa succede? Che forse abbiamo sbagliato anche noi, sindaco. È il mondo del volontariato che ha dato tanto, tantissimo, che sta continuando a supportare anche voi, fortunatamente, perché è così. E la politica si è dimenticata del mondo del volontariato, ha fatto un minestrone che non riusciamo più a capire dove andremo a parare, e chi sarà il re, la regina e i principini. Prego, sindaco Maccarone. Buongiorno Mirella e buongiorno a tutti i telespettatori, grazie del vostro invito. Ma toccate un tema centrale in questo periodo per noi comuni, e di conseguenza per i nostri cittadini, le famiglie, come diceva giustamente, perché abbiamo questa sfida da affrontare che non è ancora molto chiara, che è quella degli ATS, cioè gli ambiti territoriali sociali. In sostanza, come Regione Veneto arriviamo buoni ultimi in tutto il territorio nazionale a costituire questi ambiti, perché da noi c'era una organizzazione di tipo diverso, cioè le ULS sono sempre state da noi sociosanitarie. Oggi invece dobbiamo costituire in sostanza un nuovo ente con personalità giuridica, e su questo stanno lavorando tutti i comuni, perché abbiamo un obbligo di gestire in maniera associata la funzione del sociale, che rimane del comune, ma obbligatoriamente gestita tutti insieme. Una criticità qual è? È quella che la Regione ha individuato degli ambiti sociali molto ampi, molto grandi. Faccio l'esempio del nostro, Alta Padovana, siamo 28 comuni, quindi dovremo gestire in un territorio di 28 comuni il sociale, che è un tema complesso e che è molto da portare sul campo, sulla relazione vicina al cittadino. Quindi questa sarà una grossa sfida. E poi quella dei costi, perché in sostanza dobbiamo mettere in piedi una nuova struttura che ovviamente avrà dei costi aggiuntivi, perché quello che noi oggi gestiamo attraverso le deleghe all'ULS proseguirà con le nostre quote pro capite che paghiamo e che impattano nella parte corrente del bilancio del comune. E però dovremo aggiungere dei costi anche sul fronte dell'ATS, quindi è questo anche il timore che c'è da parte dei sindaci e delle amministrazioni, perché d'altra parte noi vediamo un crescendo di necessità sociali invece che riguardano, voi avete toccato adesso il tema della salute mentale e lì siamo sul socio sanitario, perché un'altra cosa che dobbiamo prestare veramente attenzione è che con queste modifiche che sono in atto non ci venga sottratto qualcosa che oggi è a carico del sanitario e venga scaricato nel sociale. Questo è un grosso rischio, perché questo vorrebbe dire scaricare di costi gli enti pubblici e poi andare in difficoltà ancora di più con i servizi verso i cittadini. Non so se mi sono spiegata
Guarda, io le faccio i complimenti Maccaroni proprio per come ha spiegato questi ambiti territoriali, sociali, veramente la ringrazio, avete sentito la preparazione che hanno i sindaci, specialmente le sindache, scusate ma è vero, cioè bisogna anche dirlo, perché io ho fatto questa domanda a tanti sindaci, quella che ha risposto veramente in maniera molto chiara e netta è stata la sindaca Maccarone. Vede sindaca, io sono convinta che se ascoltassero più voi, quelli preparati, quelli bravi, quelli che sanno veramente cosa c'è nel territorio, come si può agire, di cosa hanno bisogno. Invece noi ci troviamo queste cose perché su certe poltrone siede la incompetenza e quando su poltrone importanti siede l'incompetenza, con la burocrazia che abbiamo, vengono fuori stavo dicendo una parola ma la lascio a Trump, la lascio a lui, le frasi più sconcertanti per l'amor di Dio, però capisce che delle volte vengo tirata per i capelli perché io ieri ero al Banco Solidale e voi quando ho dato questo piccolo assegno, perché per noi è una cosa piccola che voi avete dato col 5 per 1000 ai veneti schiacciati che io distribuisco con i volontari perché è giusto fare così, non tenerli in banca, vedeste questa persona diversamente giovane come piangeva, ma una roba incredibile. Ha detto io tutti questi soldi nella mia vita non li ho mai visti. Ho detto mai visto la cifra, la dico anche 500 euro perché è giusto anche dirla, perché diamo la possibilità di pagare un affitto, delle bollette, fare una visita, qualcosa. È stata una cosa drammatica. Io ho detto, ecco, in quel momento io avrei voluto riprenderla e farla vedere a quella politica che sta ancora cercando di capire cosa fare, come metterci assieme, ma siamo già assieme. È che ci dividete sempre di più invece di unirci. Quello è quello che state facendo, questi politici, questi politicanti, ci state dividendo e state facendo del male alle fragilità, come ha detto la sindaca Maccarone. Ma Fanelli, cosa sta succedendo? Ma a chi dobbiamo dire? Poi ci sarà pure un nome e cognome di chi firma ste stupidaggini qua, cambiare nomi in continuazione, numeri, sempre numeri, che poi cosa servono alla fine? Chi li leggerà questi numeri? Fanelli, ma cosa sta succedendo? Sta succedendo che tutta la gestione, tutte le gestioni, comprese le gestioni pubbliche, sono guidate da una visione aziendalista. Ora, il settore pubblico non è un settore che può guardare solo al risultato economico. È chiaro che bisogna stare attenti ai conti, che è come dire la solidità economica di un ente pubblico, di una struttura pubblica importante, ma non può guidare la scelta deve essere guidata dal bene collettivo. Il bene collettivo ormai non è più un valore, questo è il tema vero, perché è tutto legato su basi economiche. Allora, quando le fragilità sono un problema perché non danno valore economico, cerco il modo di marginalizzarlo o le affronto con strumenti, penso a quello che diceva la sindaca sul disagio sociale. È vero, c'è una parte patologica che è legata appunto al sociosanitario, ma c'è anche tanto disagio sociale legato alle fasi che stiamo vivendo, ai periodi che abbiamo passato. Pensiamo ai giovani e alla situazione che hanno vissuto durante il Covid e che sono stati poi lasciati soli, no? E hanno degli effetti, e quegli aspetti sociali chi li prende in carico, e questa confusione di continuo cambiamento che rischia di mettere in contrapposizione, come diceva la sindaca, un contrasto, strutture che dovrebbero andare nella stessa direzione e darsi una mano. Però ci deve essere un quadro chiaro e definito. Quello degli ATS oggettivamente è come dire, un panorama molto complesso sulla quale tante cose non sono ancora state decise. Come diceva la sindaca, la forma giuridica vuol dire anche come trattiamo i dipendenti di queste nuove strutture, come entrano, che diritti mantengono, quali aspetti, e questo poi lo lega
attrattività di questi posti verso le persone che lavorano, perché pensiamo a quello che sta succedendo più in generale nella sanità, con le difficoltà di organici, a reperire medici, a trovare infermieri, e tanti che entrano e poi lasciano perché le condizioni di lavoro non sono spesso dignitose. Non parlo neanche di aspetti economici, parlo proprio di carichi e ritmi di lavoro, e questo poi va a incidere alla fine perché sul servizio che si vuole dare alle persone e che devono giustamente ricevere le persone. È un tema molto delicato, però dobbiamo mettere in piedi e dobbiamo ragionare su fattori diversi, chiaramente non dimenticando la solidità economica, ma pensando che stiamo rispondendo a dei beni collettivi e sociali che forse sono più importanti. Fanelli, non è, perché sa che io parlo molto chiaro, non è che invece qualcuno ha pensato di fare questo, che sarebbe il 50° carrozzone che non funziona e non funzionerà, visto le premesse con le quali siamo partite, la sindaca è stata chiarissima, però a scapito dei fragili ma con soldi in tasca a chi dico io. Mi sembra la storia delle partecipate. Ecco, gira e rigira, 25.000 euro al mese, sindaco Maccarone, 25.000 euro al mese, non tutte le partecipate, ma me l'ha detto un politico qui davanti alle telecamere, perciò io riporto quello che ha detto lui e penso non abbia detto una cosa diversa senza passare alle liquidazioni che prendono poi i presidenti, però tutto tace, nessuno dice niente. Quando io dico, mi spiegate un po' cosa sono queste partecipate, chi siede in questi consigli di amministrazione, come vengono gestiti i soldi, cosa fanno, perché capisce che nella confusione c'è qualcuno che ci sguazza, ma noi iniziamo a fare anche le cifre adesso, perché le cifre non le fa mai nessuno. Perché la trasparenza non dovrebbe regnare sovrana sui soldi pubblici, come fate voi sindaci che dovete fare delle rendicontazioni incredibilmente, ma veramente pelo contro pelo? Prego. Beh, allora la trasparenza è alla base della pubblica amministrazione e metto dentro anche le partecipate, perché se sono partecipate pubbliche chiaramente devono avere la stessa trasparenza degli enti pubblici e così dovrebbe essere. Ecco. Diciamo che in questi anni c'è stato un tentativo di sfrondare un po' quella selva di partecipate che magari non riguarda i comuni della nostra taglia, per dire Campo San Piero siamo 12.000 abitanti, ma anche la gran parte, ecco, dei nostri comuni della provincia di Padova, e quindi mentre nelle grosse città ci sono ben più realtà, ecco, del genere. Però, come dicevo, c'è stata una norma che ha stabilito che noi annualmente dobbiamo analizzare tutte le partecipate di cui siamo soci, anche magari di poco, e andare a stabilire se queste vanno razionalizzate, quindi se sono in perdita o anche se ad esempio hanno più amministratori che dipendenti, a proposito di quello che diceva lei, perché ci sono anche queste situazioni. Hai quasi più persone nel consiglio di amministrazione e poi magari c'è un solo dipendente, per cui questa società che motivi ha di esistere? Oppure se questa società fa la stessa cosa che fa già l'amministrazione. Quindi c'è tutta una serie di criteri che noi in questi ultimi anni abbiamo dovuto approvare e portare in consiglio comunale una volta l'anno per darci un piano di razionalizzazione. E posso dire che per esempio nell'ambito della nostra società ETRA, che è quella che si occupa della raccolta dei rifiuti e del servizio idrico, c'erano parecchie società che erano affiliate, diciamo così, nate nel tempo per gestire alcune partite che potevano essere l'energia o altro, e però in questi anni sono state chiuse o vendute o eliminate. Certo, a livello più ampio sicuramente ci sono realtà molto più numerose e complesse di queste. 25.000 euro al mese è da saltare nella sedia.
Cioè, no, ma va bene, guardi che è vero, guardi, mi sono anche informata, sindaca, mi sono informata, è vero, come dice lei, non dappertutto, certo. Non dappertutto, è vero, come dice lei, sappiamo anche dei sindaci hanno detto come hanno impiegato questi utili con gli asili. Però ragazzi, 25.000 euro al mese, sfido io che nessuno vuole lasciare le poltrone e tutti quanti sono là in fila per entrare, sfido io, anche perché poi vediamo che ci sono i parenti, ma hanno vinto i bandi, sono bravi. Quanti bravi ci sono che non riescono a vincere i bandi, sindaco Maccarone? Quanti bravi ci sono che non riescono a entrare dappertutto perché non sono figli di o non hanno il potere del dio denaro? Capisce che io non ci sto più a vedere questi giovani che sono bravi, non riescono ad arrivare perché fanno tutto legalmente, ci mancherebbe, per niente in Parlamento tutti avvocati, per niente, capite bene perché ci sono così tanti avvocati. Rinaldo, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Per quanto riguarda le malattie mentali, dico uno che fa tanto con i manicomi e ti lo sa molto bene perché ti ho detto ancora. Guarda, andavo a portargli da mangiare, 40 anni sono da, ma i manicomi di Venezia, Venezia 3, vedeva i due campanili, San Clemente, vabbè. Vedevo come chi trattava i matti, l'ho conosciuto anche a Basaglia che ha fatto un miracolo a serrare i manicomi, perché bisogna che tu andavi a vedere dentro come chi era messi sui letti di contenzione, in camicia di forza, ma era anche matti da 40 anni che non erano matti, che i parenti erano però era riuscito a serrare i manicomi, dare una speranza alle famiglie che hanno un male mentale. E i governi che si era proceduto, il gas a perdere tutto, perché poi Rius è morto, però il gas ha una bella idea di dare non in manicomio, ma su un ambiente più visibile, cercare di curarli e gli era tutti d'accordo di stanziare questi soldi per fare queste robe. Dopo 5 anni non ha più fatto niente a nessuno, è la solita storia, perché non interessa a nessuno. Voglio dire che come che tu dici, stay. Guarda, che io il principe, quella regina, quando venne a Roma, gli faceva legare quanti skei hai speso, gli ha fatto feste e testoni da 150 invitati, tutti correvano per dargli la mano a lei, per farsi vedere i politici. Ma cosa ti corri? Se viene un poveretto domandato una roba, non ti corri che maniera vergognevole, perché ha speso i skei nostri, e i skei nostri che ha speso, se ti dai alla povera gente per fargli gli ascensori a quelli che se 4-5 anni non viene fuori a casa perché sta all'ultimo piano e nessuno neanche non invada, ci sono chi parli di queste robe e ora parla solo di robe belle, ma su che mondo vive? È vergognoso e è ancora più vergognoso che chi che va a votare ricordatevi di queste robe. E è tutto fumo, non stai a badare, non si vede niente. Io dico il culo sul buttino, questa massa che viene, non ha bisogno di niente. E poi non usare anche tu le parole, sennò poi dicono che a Sveglia Veneti abbiamo i seguaci di Trump. Allora, grazie Rinaldo, vado avanti, grazie, voglio sentire anche cosa dice Silvana Fanelli, che ha la situazione, veramente un osservatorio importante di questo disagio, perché io comincio, adesso avete sentito il terzo mandato non c'è, qualcuno avrà brindato, qualche altri no, un rospo numero 1 per certi, penso che devono ancora mandarlo giù, fa fatica a passare perché è stata una giornata veramente determinante anche per un futuro politico anche nostro. Prego Fanelli. Beh, allora, le cose che diceva l'ascoltatore sono importanti, cioè nella terra di Basaglia noi non ci prendiamo più cura di queste persone, anzi pensiamo a delle strutture destinate agli over 45 che richiamano, quasi sembra un tornare indietro. Però il tema è quello che il benessere della collettività, e torno a usare questa parola che è quasi desueta oramai, ruota intorno alla
poter esercitare ad avere dei diritti civili, sociali, diritti sul lavoro. Senza di questi noi vediamo quello a cui stiamo assistendo, una spaccatura della società con una parte di società che sta sempre meglio, e la fascia della società che non sta bene, che sta male, che si allarga sempre di più, perché le soglie, no, della povertà assoluta si allargano, dentro, al di sotto della soglia della povertà assoluta entrano anche persone che lavorano, che è un paradosso, cioè per la nostra società dovrebbe essere un paradosso quello che chi lavora è sotto la soglia di povertà. Vuol dire che il meccanismo, c'è qualcosa che si è inceppato. E per noi quello che si è inceppato è un giusto riconoscimento dei diritti delle persone, dei diritti sul lavoro, a un'equa e corretta retribuzione, cioè legati a dei fenomeni che sono quelli della precarietà, dei lavori discontinui, che poi portano i giovani, come dicevi tu Mirella, a lasciare il nostro territorio in cerca di situazioni più stabili per poter poi costruire un futuro. Senza questi elementi abbiamo poca strada da fare, e la strada rischia di farlo solo un pezzo di società. E però tutto la gran massa sta nell'altra parte, e allora bisogna provare a mettere in campo qualcosa. Ma non le sembra, Fanelli, lo chiedo poi anche alla sindaca Katia Maccarone, che questo anello che si è inceppato è stato volutamente inceppato? Perché le vie che abbiamo davanti sono molto chiare. Una sanità privata. Certo. È inutile che vengano a raccontarci le storie, ma c'è la convenzione, ma siamo assieme. Allora, invece di creare nuove strutture, sindaco Maccarone, cambiare nomi a quello che c'è già, non era meglio integrare, allargare, capire cosa era necessario in quel territorio, cosa valeva la pena? Ma chi se ne frega se questo cardiochirurgo o chirurgo mi fa un'ottima operazione, se poi vado a casa, sono da solo e non ho nessun servizio. Io ho avuto, e lo dico e lo ridico perché si è mosso il mondo, visto che qualcuno dice ma Mirella te dici sempre. Allora io ho avuto questa persona che sindaca senta, perché veramente Fanelli è venuta qui davanti alle telecamere, io l'ho girata per correttezza, lei non gliene fregava niente, voleva anche farsi vedere, ho detto no dai, è meglio di no, vediamo come funziona. Questa donna che ha per ben 2 volte tentato il suicidio, completamente sola, che ha detto: io nella carta ho 9 persone che mi seguono, 9. Le ha elencate tutte. Nella realtà non ho nessuno. Sono mesi e mesi che non vedo nessuno. Ho chiamato, tutti passano il cerino. Allora ci dicono, io parlo a nome di tante persone come me, arrangiatevi, ma non siamo così stupidi da non capire che non volete aiutarci. Io vado a Roma con una tenda, mi metto fuori perché io non voglio più essere presa in giro. Dite, arrangiatevi che noi ci arrangeremo in qualche modo, come facevo prima, che da sola riuscivo ad avere più cose che adesso, che nella carta ne ho 9 e non ho nessuno. Se non avessi avuto Mirella e i Veneti schiacciati dalla crisi, io non saprei come avrei sopravvissuto. Io non voglio elogiare i Veneti schiacciati, ma forse sono quelli assieme a tante associazioni di volontariato che danno risposte immediate. Si è mosso il mondo. Sì, Mirella ha fatto delle belle telefonate, anche molto dure, devo dire la verità. Ho messo anche subito un avvocato vicino, l'avvocato Pavanetto, lo dico perché fa parte del direttivo, a questa persona si è mosso tutto. Ma vi rendete conto? Ma Fanelli? Ma Maccarone? Ma cosa, devo portarli qua davanti alle telecamere perché sì, ecco, questo inceppamento comincia a ingranare? Ma siamo fuori di testa? Maccarone cosa dice? A lei tocca dei temi che sono giustissimi, perché esiste un mondo di problematiche e di solitudini, come lei ha detto giustamente, che è enorme.
e che non trova la risposta, perché quando ci dicono che la nostra sanità è la migliore, sì, è la migliore in base ad alcuni indici su cui viene fatto la misurazione, oppure su super specializzazioni importantissime, però poi c'è tutto il resto che è molto di più e che è la quotidianità di tante persone. Abbiamo toccato il disagio psicologico, psichico, ma possiamo parlare per esempio degli anziani, dell'età che è sempre più mediamente alta. Noi abbiamo una quantità di persone anziane che nei prossimi anni saranno sempre di più, dove le strutture non sono in grado di dare risposte, le famiglie sono sole, che quindi si gestiscono per quello che riescono, ma tante di queste persone sono realmente sole e quindi è veramente la sfida attuale, perché non si riesce a dare le risposte di cui ci sarebbe bisogno. Potremmo parlare del problema della casa, che tanti pur avendo un lavoro non riescono a trovare chi gliela dà in affitto e devono peregrinare. Cioè abbiamo veramente un mondo di problemi sociali che sono sempre più emergenti e dove davvero si fa fatica a dare le risposte, e non è giusto che poi la risposta, per averla, si debba mettersi la faccia appunto come meritoriamente lei fa col programma televisivo, oppure allora lì le risposte arrivano, ma c'è un mondo enorme di bisogni che poi invece non viene raggiunto, quindi sono d'accordo, il problema c'è e bisogna costruire meno burocrazia e riuscire ad essere più efficaci sul campo, anche attraverso il terzo settore, il volontariato, che è importante, ma non deve mai sostituire o dover sostituire quello che il pubblico è chiamato a fare. Sono pienamente d'accordo con lei. Eppure, Maccarone, questi soldi, specialmente del PNRR, erano arrivati proprio tantissimi per il terzo settore, poi qualcuno li ha deviati, perché per fare le deviazioni sono bravissimi, sono di una competenza unica, a deviare i soldi che dovrebbero andare ad aiutare questa Italia, quella più disagiata, ecco, sono stati deviati. E quello che ha detto un mio ospite, e lo dico a Fanelli, forse è proprio vero che siamo imbaucai. Lui ha usato questo termine, mi sembra anche un bel termine, si usava una volta. Ecco, sono fiai imbaucà, vuol dire che non ho idee chiare. Però noi siamo, e molti di noi, molto imbaucai. Però c'è qualcuno anche di molto furbo, perché hanno fatto delle leggi a persona, hanno fatto delle leggi che permettono di fare queste deviazioni con questi soldi che invece erano proprio stati destinati alle cose più urgenti, alle fragilità che è il terzo settore. Prego, Fanelli. Erano stati dedicati agli enti locali e a fine anno, adesso non ricordo esattamente quando, una parte importante di fondi del PNR sono proprio stati tolti ai comuni e agli enti locali, e il tema è questo, e hai ragione Mirella, dietro c'è un disegno preciso, il disegno preciso è il disegno della prevalenza del mercato su tutto, quindi è il mercato che regola anche il tema della sanità, per questo si va verso la sanità privata, perché la sanità pubblica non può essere regolamentata dal mercato, perché non può basarsi su un calcolo di costi e profitti, perché i profitti non dovrebbero esserci, e quindi si spinge verso la sanità privata, millantando una efficienza della sanità privata che nel pubblico non c'è. Ora non si capisce perché non la si possa ricercare anche nel pubblico, che fa un doppio servizio, usa i fondi pubblici, dà un servizio ai cittadini, quindi dovrebbe essere più efficiente del privato. Ma non c'è questa volontà e dovrebbe, quello che dovrebbe averci insegnato il Covid è quello che di fronte a un'emergenza il privato non risponde e non l'abbiamo imparato, perché ricordo che durante la pandemia, se non ci avessimo avuto, che già li avevamo indeboliti, la sanità sul territorio, non avessimo avuto gli ospedali, non avessimo...
Chi faceva sanità privata si è chiuso, ha aspettato che la tempesta passasse e poi è tornato a fare più affari di prima. Cioè, forse è vero che siamo imbaucati, cioè quando ci sveglieremo che non abbiamo imparato niente dal fatto che senza la sanità pubblica forse non saremmo qui a raccontarlo in questo modo, il drammatico periodo del Covid. Abbiamo Ivano da Treviso, vai Ivano. Sì, buongiorno, sono Fusari Ivano. Niente, volevo contribuire sul discorso sanitario, no? Che io, nel senso negativo comunque, che è un anno che aspetto l'operazione dell'ernia, già stata operata 2 anni fa, poi mi è riuscita di nuovo, che adesso devo operarlo, è un anno che aspetto. Ho telefonato in reparto a San Foncello, mi hanno detto che stanno operando quelli del 2021, poi quelli del 2022, poi quelli del 2023 e poi ci sono io del 2024. Non so, io sento per televisione che le liste di attesa sono finite, mi ha detto, no? Io non so se capisco male o le liste di attesa sono così lunghe. Ho un'attesa per una catarata l'anno scorso, un anno fa. Adesso mi hanno detto che a marzo dell'anno prossimo per una catarata che durerà 10 minuti. Ho provato col privato, mi hanno detto che il privato non lavora con l'ULSS, insomma. In poche parole io sono qui che aspetto. Grazie. Grazie Ivano per il supporto che dai a quello che stiamo dicendo, perché è giusto anche parlare, perché sentire che tutto va bene, ma di cosa ti lamenti Mirella? Ma smettila, no, io dico le cose che vedo e che sento, ma ognuno fa le proprie riflessioni, però in Baucai svegliate per cortesia, perché sarebbe anche ora, perché se vi svegliate anche voi forse le cose vanno meglio. Sindaco, cosa dice? Poi andiamo in pubblicità. Dico che è giusto quello che diceva questo signore, è la realtà dei fatti purtroppo, quindi noi stiamo dilapidando un patrimonio di sanità pubblica che è fondamentale e che tra l'altro man mano che lo andiamo a impoverire poi non lo recupereremo. È questo che noi dobbiamo svegliarci, sveglia Veneti, e non essere imbaucai, perché è da un pezzo che questo sistema pubblico viene impoverito e ripeto, quello che andiamo a perdere poi sarà ben difficile recuperarlo, quindi bisogna difenderlo ancora finché ce l'abbiamo e dire le cose come stanno. Non è vero che tutto funziona bene, non è vero che tutto il ritardo che c'è nelle liste d'attesa è stato recuperato, non è così assolutamente, e forse anche il personale pubblico non viene adeguatamente impiegato, sostenuto per recuperare le liste d'attesa, perché piuttosto si danno dei pacchetti a realtà private perché sembra che il pubblico non sia in grado di farlo, ma forse quelle stesse risorse, se noi le diamo come incentivo a chi è invece all'interno della struttura pubblica, potremmo invece investire su quella per fare questo recupero di liste d'attesa, ad esempio. Leone da Trebaselle, che sindaco, poi andiamo in pubblicità. Veloce, prego. Leone, che vado in pubblicità, vai. Ciao Mirella, grazie, saluto tutti gli ospiti. Allora, volevo rivolgermi a sindaca di Campo San Piero. Allora, quando uno va al CUP a Campo San Piero, quando va davanti alla macchinetta per prendere il numero, deve specificare cosa vuole. Una volta andavi lì, facevi il numero, gli impiegati facevano tutto. Allora adesso col sistema che abbiamo adesso ci sono degli impiegati che non fanno niente e degli altri impiegati che sono oberati di lavoro. Allora mi lamentavo con la gente che era lì che aspettava. Allora hanno detto una volta c'era il sistema che facevano tutto e adesso c'è il sistema che ognuno ha i suoi lavori da fare e c'è chi ha troppo da fare. Allora uno ha detto sì, in questo paese c'è qualcosa che funziona, la cambiano per farla andare male. Per quanto riguarda ieri che avevo detto al sindaco di Jesolo che l'acqua del Salento, se lui pensa di risolverlo con muovere la sabbia da un'altra parte all'altra,
non farà niente. Ciao Mirella, grazie. Grazie Leone, pubblicità, poi risponderemo a Leone. Pubblicità. Siamo con Silvana Fanelli, segretaria regionale CGIL Veneto, e con Katia Maccarone, sindaco di Campo San Piero, che risponderà al nostro Leone da Tre Baseleghe. Prego, sindaco. Sì, allora purtroppo il CUP più volte mi è stato magari segnalato per difficoltà. Ecco, chiaramente il sistema è gestito dall'USL e non dal comune, però mi consente di evidenziare anche un'altra difficoltà che riguarda non solo le ULS ma un po' in generale. Cioè il fatto che si va sempre di più con gli accessi online, cioè le persone anziché venire al CUP possono prenotare con il servizio distretto online, da remoto possono effettuare, ecco, quello che devono fare. Però questo taglia fuori tantissime persone che a questo livello non sono così in grado, quindi tutta una fetta di popolazione, chiaramente la più anziana, veramente sta andando sempre più in difficoltà nella relazione con gli enti pubblici, tra cui in questo caso parliamo anche dell'USL, per cui è importante che invece venga mantenuto il servizio con la persona in carne ed ossa che ti risponde, ti aiuta, ti consente di effettuare quelle operazioni che non tutti sono in grado di svolgere con i sistemi informatici. Ecco, questo comunque. Senta, sindaco, io sono dell'idea anche che bisogna cominciare anche a fare e dire dei numeri. Allora, noi abbiamo il mondo dei diversamente agili che potrebbero essere tranquillamente impiegati su lavori che magari al momento i normodotati non li vediamo, però c'è sempre il problema delle assunzioni, e qua lo dico anche a Fanelli. Allora, se noi continuiamo a dire non si può assumere, ma si può fare qualcos'altro con i soldi, allora non ci sto. Allora io vorrei capire perché le aziende non sono obbligate ad assumere diversamente agili, perché nella carta, è come la ragazza che ho avuto, no? Che ha detto nella carta ne ho 9, ma in realtà non ho nessuno. Allora nella carta è scritto che l'azienda anzi dovrebbe assumere i diversamente agili. Io le posso assicurare che io li ho ospiti. Mirella, lasciamo perdere, non ci siamo proprio. Quando vedono il mondo dei fragili, io li chiamo così perché sono bravissimi poi oltretutto, anzi forse sono più bravi degli altri, abbiamo questo retaggio culturale che perché siamo nati così, con dei nomi e delle etichette incredibili, perché come dico sempre li chiamiamo handicappati, mongoloidi, cioè una roba down, invece di chiamarli per nome, e dai, adesso ci ritroviamo questi poveri disgraziati quando arrivano a presentare sto documento per lavorare, ma prendono tempo e poi Mirella non ci chiamano. Allora se invece dobbiamo obbligare le aziende, che in parte c'è, l'ho detto. Però io vorrei vedere l'altra parte. Perché non assumi? Perché il sindaco Maccarone, se dice io ho bisogno di assumere, non dare la possibilità di assumere del personale dove veramente c'è necessità, o di spostare il personale? Perché anche qua spostare è mica facile. Sì, anche qua il sindacato non dovrebbe accelerare un po' di più, Fanelli, su quella che è, perché come facciamo ad andare avanti? Ma chi se ne frega di Stanza d'Oro, dell'ultimo macchinario, se dopo moro casa perché nessuno mi cura? E allora, su questa cosa esiste già un obbligo di legge legato alla legge 68 del 99 di assunzione di una quota di persone diversamente abili in base alla dimensione aziendale. Noi abbiamo anche una legge regionale che mette in campo il terzo settore, proprio la cooperazione sociale, per favorire queste assunzioni anche legate al tema della nostra della struttura del nostro sistema produttivo fatto di piccola e piccolissima impresa, per cui si fanno degli accordi con la cooperazione sociale che assolve questo obbligo dando una parte di lavoro all'esterno.
I numeri però oggettivamente non si raggiungono perché c'è quello che dici tu, Mirella, un retaggio culturale, siamo la società della perfezione, se non sei perfetto non sei degno di stare in questa società, questo è il tema sociale e culturale che c'è alla base di questa situazione. Invece di andare verso una società nella quale le differenze diventano sempre più flebili, non contano più perché ognuno ha i suoi talenti, le sue capacità, le sue competenze, io sono una società che le esalta. In realtà stiamo arretrando perché stiamo facendo un arretramento su questi temi, stiamo facendo un arretramento sulle donne, sul genere perché il gender gap, stiamo arretrando e ammesso che avevamo fatto grandi passi avanti sul tema delle differenze razziali perché insomma sappiamo la campagna che c'è anche verso i lavoratori migranti, siamo un paese che sta facendo dei passi indietro invece di fare dei passi avanti. Contemporaneamente abbiamo il tema della criticità demografiche, della criticità, come ci dice tutto il sistema imprenditoriale, dell'incrocio domanda-offerta di lavoro, ma abbiamo interi parti della popolazione che non viene chiamata a partecipare attivamente al mondo del lavoro perché non risponde ai canoni. Fanelli ferma però, e lo dico anche a Maccarone, però ci sono le cooperative dove questi ragazzi vanno a lavorare sottopagati, qua ti voglio, perché io faccio lo stesso lavoro che fa il normodotato. Anzi, mi impegno molto, li ho fatti vedere lavorare quando venivano a Villa Margherita a pulire, perché è una roba incredibile, perché proprio si impegnano, prova tu a prendere la zappa o la scopa mentre sta lavorando, ma ti aiuto, come ti dico, ma ferma che faccio io. Cioè, anche qua non è un po' uno sfruttamento questo, Fanelli? Nel silenzio di chi invece dovrebbe capire che hanno il diritto ad avere una paga. Io non dico per carità di dare chissà, però la dignità del lavoro pagato in maniera... Hanno diritto alla giusta retribuzione sulla base delle applicazioni dei contratti che esistono. È anche vero che esistono contratti, tant'è che noi avevamo chiesto anche una legge sul salario minimo proprio per aiutare, perché nella contrattazione c'è la parte sindacale ma c'è anche un'altra parte, non è mentre se tu fai una norma di legge aiuti la parte più debole, che è quella dei lavoratori, non è certo quella delle imprese, a fare un salario minimo. Chiediamo da tempo, come dire, interventi sul tema degli appalti. Sì, ma non si può dare la colpa all'ultimo governo, perché questo è una cosa infatti, che è talmente vero che non diamo la colpa all'ultimo governo che noi siamo in campagna referendaria, campagna elettorale. Anzi, andate a votare il referendum, per cortesia, esatto, lo diciamo anche. Il 9 giugno i primi due quesiti che riguardano proprio il lavoro precario, le norme sui licenziamenti per le persone nelle aziende oltre i 15 dipendenti, ma anche poi le norme per dare maggiore tutela a chi lavora nelle aziende di piccole dimensioni, di non, lo dico in maniera semplice, di non trasformare la persona in un bene per cui se rinuncio a quel bene mi costa una cifra determinata e pazienza, perché questo è quello. E quelle norme sono state fatte, sono le norme del Job Act, sono state fatte da altri governi. Avete quindi capito? È talmente vero quello che dici tu, Mirella, che noi la proposta dei nostri referendum vanno a toccare norme che sono state fatte prima di questo governo.
lo stesso referendum che non abbiamo proposto noi ma al quale abbiamo aderito con come dire, con slancio e che fa parte adesso della campagna referendaria, che è quella della modifica delle tempistiche per accedere alla cittadinanza, non è certo una norma fatta appunto da questo governo. È uno strumento anche il referendum e andare a votare l'8 e il 9 giugno. Dove si andrà a votare? Perché tanti non lo sanno mica ancora. Come ovunque, cioè nel proprio collegio elettorale ci saranno alcuni in concomitanza con i rinnovi dei comuni, dei sindaci, ma non sono tantissimi e però in quelle 2 giornate si potrà votare dappertutto. L'invito che noi facciamo insieme alle altre associazioni che hanno promosso e che con noi portano avanti questi referendum e che hanno partecipato a suo tempo alla raccolta firme è quello di andare a votare, di dare un segnale a questo paese che è un paese nel quale l'astensionismo ormai ha livelli davvero elevati. Il voto è un diritto dovere. Acquisiamo questo diritto. Tra l'altro, attraverso il referendum il cittadino sceglie direttamente, non è neanche un voto di delega, e andare a votare è, come abbiamo detto nel nostro slogan, è la nostra rivolta sociale. Mi riapproprio del diritto di voto e il mio voto conta perché immediatamente può modificare una legge per riacquisire dei diritti fondamentali. Ma non c'è troppo silenzio su questi referendum? Se lo chiede a me dico di sì, poi noi stiamo mettendo in campo tutto quello che possiamo mettere, iniziative sui territori, proprio sabato 12 in tutte le province del nostro territorio, ma in tutta Italia ci sono iniziative per far conoscere i temi che ci sono dietro questi referendum, per cui che per noi sono referendum abrogativi a cui bisogna rispondere 5 sì per questa rivolta sociale, però è anche importante comunque che si vada a votare esprimendo la propria opinione, perché ricordo che il tema del referendum, il tema fondamentale è che bisogna raggiungere il quorum, cioè il 50% più uno degli aventi diritto devono andare a votare. È un diritto che dobbiamo ritornare ad esercitare come cittadini. Lo dico anche perché, e questo purtroppo il mondo del lavoro è stato fortemente colpito da questa un po' pigrizia, non esercitare i diritti, a non esercitarli si rischia di perderli. I diritti non sono mai per sempre, se noi non li esercitiamo rischiamo di perderli, e quindi l'invito che noi facciamo è che l'8 e il 9 giugno di andare a votare. Di votare sì è la nostra richiesta, ma di andare a votare. Andate a votare. Allora adesso invece vi porto, grazie veramente a Silvana Fanelli, segretaria regionale CGIL Veneto, per la chiarezza con quale ha esposto anche i problemi, i disagi che abbiamo nel nostro territorio, però adesso andiamo a vedere la festa della fragola, e poi sentiamo cosa ne dice la Silvia Maccarone, andiamo a vedere.
Tanto complimenti sindaca, veramente. Capite perché invito i sindaci? Perché quelli sono gli unici che sono nel pezzo, che sanno quello che vogliono i loro cittadini, i loro paesani, che si impegnano. Avete visto l'allegria e penso che la sicurezza sia sovrana quando fate queste cose. Io non vedo che ci sono risse, perché è tutto sotto controllo, perché i numeri, la gente fa sicurezza da solo, o sbaglio? Complimenti ancora sindaca Maccarone. Prego, come ci saluta? Grazie Mirella. Allora, avete visto le immagini delle due principali manifestazioni di Campo San Piero che si sviluppano l'una dopo l'altra. Per noi fine aprile, inizio maggio, fino a metà maggio è proprio il culmine delle nostre fiere, che sono due. La prima si svolge a Ruspega, che è la nostra frazione, ed è la fiera della zootecnia, che veramente ha un livello regionale, perché non ce ne sono molte altre, tolto naturalmente Fiera Cavalli di Verona, che ecco, ma nel nostro piccolo, per essere una comunità di 5.000 abitanti, la nostra frazione veramente riesce a dar vita ad un evento straordinario, e si svilupperà dal 25 di aprile fino a maggio, la prima domenica di maggio. Imperdibile il Gran Galà equestre, dove sarà possibile vedere degli spettacoli unici con i cavalli e con dei veri professionisti. Quindi questo sono 2 serate, ma più tutto il resto che propone questa fiera. Subito a seguire abbiamo la festa della fragola, che insomma ha ormai più di 50 anni, è nota e sempre molto partecipata. Nel primo caso abbiamo l'Asper che organizza eventi Rustega, e in quest'altro caso la Pro Loco di Campo San Piero, che voglio ringraziare entrambi per il notevole investimento, ecco, di risorse umane, di organizzazione, di lavoro che sta dietro a questi eventi. La festa della fragola si svilupperà quest'anno per la prima volta su 15 giorni anziché una settimana, quindi dall'8 al 18 maggio. Domenica 11 festa della mamma è la giornata principale, fiera con mostra dei fiori, delle fragole, Miss Fragola, che quest'anno è collegata alle selezioni di Miss Italia, ma procederà poi con svariati eventi fino anche alla domenica 18 maggio. Quindi quest'anno si vuole raddoppiare, ecco, e scommettere sempre su una bella partecipazione della gente. Ecco. Diciamo che sono tutti e due eventi che riguardano un po' il mondo appunto dell'agricoltura, della zootecnia, che ha bisogno di essere valorizzato e di essere rappresentato. E quindi ringrazio anche le associazioni di categoria, la CIA, la Coldiretti, che sono i nostri partner in questi eventi, e sono dei mondi che sono apprezzati dalla gente, ma vanno anche fatti conoscere. Quindi ad esempio i prodotti a chilometro zero, che dobbiamo sempre più valorizzare, i nostri asparagi ad esempio di produzione locale, ma tutto il mondo ortofrutticolo e anche florovivaistico, che è ancora un settore che è importante nell'economia dei nostri territori e va sostenuto, va messo in evidenza. Sì, sarà meglio, perché Sanremo adesso la troviamo in Puglia, sindaco. Sarà meglio che li sosteniamo, poi Sanremo è andati in Puglia, no, tanto per farvi capire come sta funzionando, chi ha buon intenditore, poche parole. Come ci saluta, sindaco? Come ci saluta? Allora vi saluto ringraziandovi, dicendovi avanti con la vostra importante campagna quotidiana verso le persone, perché quello che vi contraddistingue è l'interesse per la concretezza delle persone, è quello che cerchiamo di fare ogni giorno. Da soli non facciamo niente nessuno, quindi l'importante è sempre fare rete, fare squadra, e le persone fanno la differenza in tutti i campi, secondo me. Grazie a Katia Maccarone, sindaco di Campo San Piero, grazie a Silvana Fanelli, segretario regionale CGIL Veneto, grazie, pubblicità. Adesso vi presento Sergio Furlan. Chi è Sergio Furlan? Prego, Furlan. Buongiorno e ringrazio Mirella dell'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Io sono Castaldo della famiglia Zaterme Naras della Piave.
paese di Codissago, e dove una volta i zattieri lavoravano e costruivano zattere e navigavano il Piave per arrivare fino a Venezia. Allora saluto anche Danilo De Toni, sindaco di Alleghe. Buongiorno sindaco. Buongiorno Mirella, grazie dell'invito, un saluto ai tuoi telespettatori. Ha visto con chi l'ho messa assieme questa mattina, sindaco? Questa legna che arrivava dalla montagna, che scendeva questi fiumi aperti, belli, non cementati, con questi personaggi che erano elegantissimi, camicia bianca, gilet nero, foulard rosso, cappello, che rischiavano veramente la vita e poi ritornavano a piedi. La fatica però portare a termine il lavoro in qualsiasi momento, in qualsiasi modo. Cosa vuol dire Furlan? Avere anche nel DNA questa voglia di far capire ai giovani che le tradizioni e la storia delle tradizioni sono fondamentali, perché questo portava lavoro, portava benessere. Prego Furlan. Sì, era penso un'economia molto importante, perché molte famiglie lavoravano lungo il Piave per appunto costruire le zattere e arrivare fino a Venezia. Tutta la famiglia lavorava, e per far capire ai giovani, e noi puntiamo anche ai giovani che ascoltino queste cose, è un lavoro umile, difficile, duro, e questo deve far capire, anche perché non avevano niente e col niente riuscivano a fare. Non avere poco è una cosa, ma non aver niente. Non avevano niente. Pensate. Ed è per questo che anche la zattera costruita interamente in legno e non c'era un ferro o un chiodo che la teneva assieme, perché costava. E allora si faceva con quello che si aveva in natura, con le sacche, con i ramoscelli di nocciolo, loro li raccoglievano e li lavoravano per poter legare le zattere e riuscire ad arrivare fino a Venezia. Pensate. E che sicure erano, perché dobbiamo dire anche la verità? Sì, logicamente incidenti ce n'erano tanti e sicuramente problemi ce n'erano tanti, però riuscivano, perché la storia ci dice che erano 3.000 zattere all'anno che andavano a Venezia, 13 al giorno, per cui era un bel andare, era un'autostrada. Avete sentito? Sì. Sentiamo come commenta anche il sindaco Danilo De Toni di rievocare questa storia, questo lavoro incredibile di questi uomini, mangiare poco, quasi niente e lavorare tanto. Prego sindaco. Sai Mirella, mi piace ricordare, ho sentito adesso il collega di Codissago che diciamo quella valle era concentrata sul trasporto del legname per Venezia, ma anche la Gordino e in pratica e in particolare anche Alleghe forniva dei manufatti a Venezia. Ricordiamo che qui ad Alleghe, proprio sotto il lago, che adesso è stato sommerso, diciamo questa Fusine è stata sommersa dalla frana del 1771, venivano forgiate le posate e le spade per Venezia. Quindi tutto il bellunese lavorava per la Serenissima allora. E quindi c'era grande lavoro e grande fermento per Venezia. Sindaco, però c'era anche la voglia di riuscire a sopravvivere, nel senso che il lavoro portava un po' di benessere alla famiglia, si riusciva almeno a mangiare qualcosa, a dare l'ABC a questa famiglia, magari anche con tanti figli come c'erano una volta. Ma questi giovani che abbiamo adesso, sindaco, è proprio colpa loro che molti di loro stanno prendendo delle vie molto pericolose? Non tutti, diciamo. Per me sono anche pochi, sindaco, dico la verità, solo che far vedere tutti i giorni questi messaggi negativi e dire ai giovani, anche ieri, poi andiamo a vedere i nomi e i cognomi sono gli stessi, ecco, conosciuti alle forze dell'ordine, perciò la dice lunga su quello che si vuole fare. Non è che forse coinvolgendoli proprio queste fragilità, anche con certe esperienze molto importanti, potrebbero loro raddrizzare la schiena nel vero senso della parola
e far capire che delle volte anche la fatica è capire chi sei, dove puoi arrivare, i tuoi limiti e le tue possibilità. Prego Sindaco, poi io sento sempre di carcere, ma non riesco a capire, perché vediamo poi i risultati del carcere, lo dicono i direttori stessi, sovraffollamento, questi ragazzi che a 18, 20 anni, 25 con dei fisici incredibili, un'energia incredibili, ditemi voi, cioè impiegarli in maniera diversa. Cosa ne pensa Sindaco? Noi abbiamo anche un ministro Nordio, adesso è possibile che anche lui si è reso conto del problema che c'è, non riusciamo a far capire che forse potremmo fare altri percorsi, perché poi siete voi i responsabili della salute dei cittadini, o sbaglio Sindaco? Sì, purtroppo siamo noi. Però Mirella, io penso che questa situazione sia una conseguenza anche nostra, della nostra generazione, perché se noi siamo cresciuti in una maniera e invece i ragazzi dell'ultima generazione hanno un altro indirizzo, qualche responsabilità ce l'abbiamo anche noi. Forse non li abbiamo abituati al sacrificio e naturalmente gli abbiamo dato tutto e quello che potevamo dare, quindi non facendogli guadagnare quelle piccole cose che la nostra generazione ha guadagnato, quindi sono abituati ad avere magari tutto e subito. Sicuramente bisognerebbe impostare in maniera diversa già da piccoli la loro vita, quindi sicuramente bisogna fare qualcosa perché questa società sta degenerando purtroppo e gli organi di informazione purtroppo continuano a dibattere giorno per giorno tutti questi eventi e sicuramente non fa bene per i giovani continuare a vedere queste situazioni. Ha ragione Sindaco, tanto è vero che io ho chiesto proprio questa mattina a Sergio Furlan di unire gli sforzi con la canottiere Silie magari di Treviso, con i fratelli Paolo e Daniele Scarpa, olimpionico, il Daniele Scarpa, con le compagne e la moglie che stanno facendo un lavoro meraviglioso. Però vede Sindaco, quello che mi dispiace poi vedere queste persone, li ho avuti ospiti sia Paolo Scarpa che la compagna Anita, hanno presentato un progetto bellissimo proprio per coinvolgere i giovani, quelli più difficili, li andavano a prendere loro con i loro mezzi nelle scuole, poi li portavano a fare queste discipline, poi li riportavano a scuola al tardo pomeriggio e i genitori dovevano andarli a prendere, uno delegato dei genitori. Sa qual è stata la risposta? Non ci sono soldi. Allora io mi domando, ma come diamo 250.000 euro a una dama per 3 giorni? 250.000 euro, Sindaco, se qualcuno vuole smentire, grazie. Non è che possiamo invece investire questo denaro pubblico veramente su quelle che sono le esigenze della sicurezza anche dei giovani, con queste persone, con queste associazioni che si occupano e sono molto preparati anche in sicurezza per fare questo, Sindaco? Sì, sicuramente Mirella, l'entrata e l'uscita dai carceri non è che ti risolve il problema, perché quando uno è entrato una volta, magari dopo ricommette reati, ritorna dentro, riesce, diventa una routine. Un grosso lavoro lo fanno le associazioni che riescono a coinvolgere i ragazzi in maniera diversa e sicuramente condivido con te che le risorse vanno dirottate su questi operatori che sicuramente fanno il bene dei ragazzi. Grazie Sindaco, no, perché io sarei un po' stanca, capisce Sindaco, a vedere veramente delle attività, delle associazioni che dovrebbero essere supportate, che sono anche molto preparate per dare un contributo e penso che avremo molti meno ragazzi in giro, perché io sono convinta che loro diventando anche protagonisti capiscano la realtà di quello che stanno facendo, della responsabilità che hanno. Allora andiamo a vedere proprio questo documentario, Zattieri 1, e poi commentiamo. La vita scorre sull'acqua. Per secoli le acque, siano esse dei fiumi o dei mari, apparentemente elemento di divisione, sono invece state le principali vie di comunicazione che hanno favorito scambi e commerci.
La storia dell'umanità ce lo insegna. I fiumi da tempi lontanissimi sono stati utilizzati per il trasporto di merci d'ogni tipo, compreso il legname utilizzato per scopi civili e militari. Lo sfruttamento delle nostre foreste è conosciuto fin dai tempi dei Greci e degli antichi Romani. Furono i dendrofori romani i precursori degli zattieri, di cui si ha testimonianza fin dai primissimi secoli d.C. Lungo il fiume Piave sono stati trovati alcuni cippi riconducibili all'attività dei dendrofori ed in particolare uno a Belluno dedicato a Marco Carminio Pudente, capo del Collegio dei Dendrofori, risalente al 200 d.C. Già in quell'epoca il legname veniva trasportato in questo modo fino ad Altino, porto romano sulla laguna. La necessità di sfuggire ai saccheggi che nell'Alto Medioevo si ripetevano ai danni delle popolazioni locali hanno portato queste a riparare tra le isolette della laguna, utilizzando quindi l'acqua come elemento difensivo. È iniziata così un'immensa opera di palificazione, sulla quale sarebbe stata fondata nel corso dei secoli la splendida ed unica città edificata interamente sul mare, Venezia. Per le esigenze civili e per quelle navali della Serenissima fu straordinario l'impiego delle risorse forestali del Bellunese, dando sviluppo ad un'economia articolata lungo l'asse fluviale del Piave, dal disbosco alla lavorazione del legname, al trasporto dello stesso lungo le vie dell'acqua. Abbiamo in linea Lino da Rovigo. Ciao Lino. Ciao Miranda, come stai? Bene, grazie. Rino, no Lino, Rino. Sì, infatti io adesso chiamo Miranda, un pezzettino che non ti sentivo, adesso la saluto, una cosa veloce. Comunque quando dici che vengo a Treviso è come tuo ospite, va bene Rino, intanto se vuoi vieni a trovarmi domenica 13 lungo il Sile che facciamo questa bellissima manifestazione, speriamo che non piova, abbiamo mandato anche la letterina, ma tanto arrabbiai, ha detto da Suisi, arrabbiai tutti, perciò non so come che funzionerà. Grazie Rino, ti aspetto domenica lungo il Sile. Grazie. Okay, allora sentiamo Furlan di questo bellissimo video che abbiamo visto, ne vedremo altri adesso, e l'importanza di far capire la storia, che la storia è questa, non c'è un'altra storia. Prego. La storia è semplice, è anche complessa. Pensare che c'era tutta questa mole di lavoro e non c'era internet, non c'era il fax, non c'era... eppure loro riuscivano a preparare tutto il materiale, perché tutto il materiale veniva preparato a monte. Le zattere erano le stesse materiali da costruzione, tutto veniva lavorato e fatto a monte per poi arrivare a Venezia. E lì tutto il materiale veniva diviso e ognuno aveva la sua parte. Parte era materiale per il Venezia, per il Doge, e anche c'erano altri proprietari che usavano quel materiale dalla montagna, insomma. Ecco. Senti, come mai Furlan abbiamo perso tutte le meravigliose segherie che avevamo, questo profumo di legno che sentivi come arrivavi alle pendici di queste montagne bellissime, questo mondo, perché alla fine abbiamo ancora le foreste, abbiamo ancora questi alberi. Vaia ha dimostrato, ecco, cosa può succedere dalla sera alla mattina con questo cambiamento climale. Tu devi essere preparato come una pandemia, perché quando arriva non è che bussa e ti avvisi. Eppure noi abbiamo perso quell'energia, quella creatività che avevamo, come hai detto tu Furlan, che dal niente riuscivamo a fare tutto in sicurezza, per dare in mano ai potenti, ecco, a quelli che hanno più soldi, di vendere il nostro e di svendere il nostro paese, perché abbiamo sentito che con Vaia la Cina è arrivata a portare via la legna. È vero, non è vero, come stanno le cose? E perché si è perso questo amor proprio? Si è proprio perso, oppure non siete stati in grado di tenere in piedi queste attività
perché veramente bisogna essere anche supportati per tenere in piedi le aziende e non è così semplice. Prego Furlan. Beh, io se devo dire la mia, dal lato sono fortunato perché lavoro all'aperto, sono fuori, le vedo le segherie, entro nelle segherie, per cui quell'odore del legno ce l'ho sempre ben presente e lo sento sempre. Il discorso anche lì è sempre un discorso politico e comunque è anche strettamente economico. Io credo che si va tanto a cercare, bisogna credere nella tecnologia, però tante volte si va tanto a cercare in giro per il mondo quando le cose ce le abbiamo sotto mano e credo che comunque il futuro potrà essere il legno, perché se noi pensiamo che una volta tagliavano e impiantavano, sì. no? Avevano proprio la concezione di tagliare e rimpiantare e io credo che ancora adesso si può andare avanti a fare questo. E come erano tenuti i nostri boschi? E come erano tenuti i boschi. Sindaco, cosa dice lei di Aleghe? Chi è meglio di lei? Questo profumo del legno, Beato Furlan che lo sente, noi sì. Altri, ecco, non riusciamo neanche più a ricordarci il profumo ormai o dove si trova, magari qualche bel cartello segheria come zona turistica non farebbe male. Prego Sindaco. Allora, Furlan ha parlato appunto dell'aspetto economico delle segherie, dei costi. Qui ad Aleghe avevamo, parlo di 70-80 anni fa, 7 segherie, non ce n'è più neanche una. Naturalmente è una questione economica, l'esbosco costa molto e naturalmente come veniva fatto l'esbosco dai nostri operatori proprietari delle segherie non è più economico. Lo dimostra anche il fatto che con Baia, tutto l'abbattimento delle piante che c'è stata a causa del vento, la raccolta degli schianti è stata fatta prevalentemente da delle aziende attrezzate che erano altoatesine oppure austriache oppure rumene oppure slovene, perché ormai sul territorio bellunese sono pochissime, forse una o due delle aziende che possono fare queste operazioni qua. Quindi noi non ci siamo negli anni attrezzati per questa lavorazione. Poi per quanto riguarda il bosco, una cosa dobbiamo ricordarla, che una volta il bosco non era così esteso, c'erano i pascoli. Con l'abbandono dell'agricoltura di montagna, parlo da 50, 60, 70 anni fa, il bosco è avanzato ed è arrivato a ridosso delle abitazioni, dei paesi, un bosco non gestito. Una volta, come diceva Furlan, si tagliava, si rimpiantava, ma il bosco era gestito. C'è stato proprio un abbandono della cultura della boschiva. Questo è triste, però si subentra sicuramente un problema economico. Le piccole realtà non stanno in piedi. Eppure, Sindaco, il nostro paese è cresciuto grazie alle piccole e medie realtà, non è cresciuto con le multinazionali, è cresciuto col mondo dell'artigianato meraviglioso che avevamo, ormai fortunatamente ne abbiamo ancora qualcuno, ma abbiamo perso veramente una montagna di artigiani perché non sono stati supportati. Noi, il nostro know-how, la nostra spina dorsale del paese, che sono gli artigiani, che sono i piccoli industriali, che anche l'operaio è stato messo da parte senza pensare che è quello che aveva fatto diventare l'Italia il quarto paese mondiale. Si ricorda, vero Sindaco? Guardate dove siamo adesso con tutti questi soloni che abbiamo, ecco, capite che forse qualcosa non è proprio andata come si voleva, perché hanno perso, ecco, quella volontà, questa voglia di resistere, perché non sono stati supportati da chi doveva supportarli, da chi ha iniziato a mettere una burocrazia e fare delle cose impossibili per resistere. Ma come faccio a resistere se tu mi metti in mano questi e mi fai fare una documentazione che non sono in grado di gestire? È come adesso sulla sanità, fai tutto online, vallo a dire ai diversamente giovani che non riescono neanche ad operare il telefonino, perché forse si dimenticano di... Loro guardano quello che vogliono loro, ma quella che è la realtà del paese è un'altra, Sindaco, è un'altra realtà. Prego. Condivido quello che dici, proprio sul fatto dei diversamente giovani, perché continuano a cambiare le procedure, si pensa che tutti siano in grado di operare sui PC, di lavorare con lo smartphone, ma non è così.
Noi dobbiamo pensare che c'è ancora una generazione che non ha dimestichezza con queste pratiche e quindi i passaggi dovevano essere fatti in maniera molto più graduale. Sono d'accordo, come la carta di credito, all'improvviso dovevano adoperare la carta di credito persone che andavano alla posta a ritirarsi la pensione, che era anche un momento di aggregazione, pagare con la carta di credito, che poi abbiamo visto cosa è successo, non è arrivata solo la carta di credito, sono arrivate 1000 carte, dopo te danno a caramella da 0,01 centesimo, intanto i dati ciao, sono andati dove vuole qualcuno. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, saluto a tutti. Dunque, mi rivolgo al sindaco di Alleghe e una curiosità che volevo chiedergli. Ho letto su internet, ma non ci ho ben capito la procedura, che il lago di Alleghe si è formato in seguito a una frana. Dunque, mi può spiegare, perché non ho ben capito come si è formato il meccanismo? Ecco, grazie e arrivederci. Se posso, Mirella? Prego, sindaco. Allora, 11 gennaio 1771 dal monte Piz si è staccata una frana di circa 30 milioni di metri cubi che ha sbarrato il corso del torrente Cordevole, sommergendo sotto le macerie 3 paesi. Naturalmente, sbarrando il corso del torrente Cordevole, ha cominciato a salire il livello, il Cordevole ha avuto uno sbarramento, ha cominciato a salire il livello dell'acqua, che è andata a sommergere altri 5 frazioni e il lago è arrivato fino a mezzo miglio da Caprile. Questo l'11 gennaio 1771. Il 1° maggio sempre dello stesso anno si è staccata un'altra frana di circa 3 milioni di metri cubi, ha fatto lo stesso effetto Vaillant, molto più piccolo naturalmente, che è andata a distruggere la canonica e parte della chiesa di Alleghe. Questa è la storia del lago di Alleghe, quindi risale a 254 anni fa. E allora il nome Alleghe cosa vuol dire, sindaco? Perché si chiama Alleghe? Alleghe ci sono diverse versioni e naturalmente Alleghe è da prima che c'era questo nome, Allie non è legato comunque all'acqua. Ecco, avete capito? Stiamo cercando di capirlo ancora. Sa che lo chiedo a tutti il nome del paese, perché veramente bisogna anche capire, perché c'è un senso nel nome del paese e devo dire la verità che quasi tutti i sindaci lo sanno, molti appunto devono ancora approfondire, perché non è neppure semplice anche a trovare, come dice il sindaco, ci sono varie cose da capire per capire questi nomi che hanno dato a questi paesi. Andiamo a vedere il secondo video dei Zattieri. Alla data evocativa del 3 agosto 1492, cioè il giorno in cui Cristoforo Colombo salpò verso le Americhe, veniva sottoscritto dal doge Agostino Barbarigo lo statuto della scuola degli Zattieri per la regolamentazione della navigazione delle zattere lungo il Piave. Ciò avvenne solo qualche anno dopo l'ideazione della sega alla veneziana da parte di Leonardo da Vinci. Un'innovazione che si diffuse ovunque, dando impulso alle nascenti segherie, così come quelle sorte in buon numero negli anni a venire, anche tra il territorio longaronese e Perarolo. Fa pensare come questo tipo di sega si sia mantenuto pressoché inalterato fin quasi ai giorni nostri. Erano 5 le fraglie o fratellanze di Zattieri che con una sorta di staffetta avevano il compito di condurre a Venezia le grandi zattere cariche di legname lavorato, ma anche di altro materiale e prodotti della montagna. Codissago, Ponte nelle Alpi, Borgo Piave, Falzè Nervese, Ponte di Piave. Il disbosco ed il trasporto a valle dei tronchi è avvenuto per secoli con metodologie imparagonabili a quelle moderne, con solo immaginabili fatiche e sacrifici.
A ragione di ciò impressionano certi numeri, come i 300.000 tronchi che venivano immessi in acqua sul Piave ogni anno a monte di Perarolo, con l'apporto anche dei vari affluenti quali il Padola, l'Ansiei, il Boite. I Menadas provvedevano a farli fluitare in modo regolare. Lungo i torrenti impervi dell'alta montagna si costruivano le stue, con cui realizzare delle piene artificiali per facilitare il deflusso dei tronchi, i quali venivano poi fermati più a valle dai cidoli. Questi impedivano che una piena improvvisa potesse trascinarli via. Non so, guardate, io rimango veramente estasiata, meravigliata e veramente anche impressionata da queste immagini meravigliose. È il nostro territorio, non è che siamo in California, siamo qua a 2 passi da noi. Allora io ringrazio tantissimo anche questo ospite che abbiamo, Arnaldo Olivier, perché è lui che ha fatto un po' la storia che abbiamo sentito e soprattutto perché lui vuole dire delle cose importanti. Voleva venire ospite, farsi vedere, ma Mirella sapete com'è, perché ha delle cose importanti da dire ed è giusto ascoltare chi sa e chi è competente. Allora, Arnaldo Olivier, cosa abbiamo visto e cosa abbiamo sentito? Abbiamo sentito che la storia degli zattieri è caduta per mancanza di forze umane, ma soprattutto perché è entrata la società industriale, quindi le segherie ad acqua, il fiume che portava le zattere era una perdita, quindi è entrato il treno, è entrata la strada e quindi tutto quanto ha fatto sì che questa grande storia, anzi millenaria storia, che se Venezia era anche forse un po' del nostro, certo, non sarebbe successo. Quindi giustamente adesso è cambiato il sistema politico, economico, quindi bisogna dire che ormai siamo globalizzati, quindi dobbiamo andare avanti così, insomma. Quindi io volevo solo dire una cosa importante, l'ho sentita prima parlare del nome del sindaco di Alleghe, invece noi Codissago è la terra di Cotisus. Cotisus era un soldato romano che si era distinto in battaglia e un tempo forse non pagavano sesterzi, davano dei terreni, delle terre, anche nel Dogia aveva dato delle terre agli zattieri per la famosa battaglia di Cambrai. E quindi ha dato queste terre e quindi si chiamano terre di Cotisus. Questo è una delle... Avete capito? E non voleva neppure venire Furlan. Che spalle che abbiamo però, perché se va avanti è merito anche di queste persone che conservano non solo i ricordi ma conservano la storia con documenti, con musei. Prego Furlan. Sì, appunto noi a Codissago abbiamo il museo degli zattieri, sono 3 piani, 10 sale e appunto nel nostro direttivo abbiamo una parte di giovani e una parte di diversamente giovani appunto per non avere troppo un salto, per mantenere i ricordi, le tradizioni, perché loro hanno il sapere di una volta e ce lo tramandano e noi speriamo di tramandare anche noi questo sapere. Cosa dicono i giovani? Ecco, i giovani che appartengono anche a certe famiglie, perché la storia, se io ti insegno la storia anche della tua famiglia, forse capisci qualcosa in più della vita. Il problema è che abbiamo genitori che non si ricordano neppure la storia perché sono sempre impegnati a fare qualcosa di diverso. Io penso che non è la quantità del tempo, ma è la qualità del tempo, Oliviero, che tu decidi di dare a questi figli, Arnaldo, la qualità della tua storia, della tua famiglia, allora li coinvolgi, prego. Intanto penso che la memoria è un presente che non passerà mai, no? Però ormai siamo, come ho detto, globalizzati, quindi la famiglia non ha tempo, i giovani hanno altri grilli per la testa, quindi invece sarebbe giusto, doveroso che ricordassero che se sono come sono adesso c'è stata una storia, un passato che non finirà mai di passare, soprattutto. E invece no, questo per loro è qualcosa che è superficiale, e invece dovrebbe essere, si cerca però, non
possiamo dare. Andiamo a vedere un altro video e poi andiamo dal sindaco di Alleghe. Nel caso del fiume Piave erano gli abitanti di Codissago ad occuparsi della costruzione delle zattere, con le quali i tronchi lavorati nelle segherie venivano poi condotti fino alla laguna veneta. Non senza aver prima pagato dazio in vari punti, come a Borgo Piave, a favore del vescovo di Belluno, o al castello di Quero. I luoghi più importanti di approvvigionamento del legname erano la foresta dei maestosi abeti di Somadida, in località San Marco, nel territorio di Auronzo di Cadore, il famoso Bosco d'Areme, rappresentato dalle foreste di Faggio del Cansiglio, e il Bosco di Roveri del Montello. In media ogni anno giungevano a Venezia circa 3.000 zattere. Verso la fine del Settecento, la città poteva contare su una quantità di legname annuale pari a 350.000 tronchi. Lo splendore della Serenissima poggia proprio sull'immenso tesoro, disceso dalle foreste dolomitiche fino alla laguna, lungo le vie dell'acqua. Il documento più antico che testimonia questa attività da parte della gente di Codissago porta la data del 1512 e parla di un certo Alexandre Olivier. Le zattere classiche avevano una lunghezza di 21 metri per 4,20 di larghezza, con un peso di 20 tonnellate. Erano divise in vari settori secondo le diverse utilità, ed oltre al legname trasportavano pietra lavorata, come quella sfornata dalle cave di Castellavazzo e Codissago, o ancora mole di arenaria, carbone, i chiodi della Valle di Zoldo e tant'altro. Costruire le zattere era un'attività ad alta specializzazione, diremmo un'arte, inserita all'interno di un'economia interdipendente. Zattere, zattieri, menadas, boscaioli, segantini, accomunati da una vita davvero dura, strappata alla montagna con straordinaria forza e coraggio. Coraggio che non poteva certo mancare nel condurre le zattere tra rapide, speroni rocciosi, secche ghiaiose ed insidie d'ogni tipo evitate a colpi di remo, senza contare l'imprevedibilità del tempo. Allora, vediamo la prima immagine di questo video, vediamo adesso, perché c'è una persona che voi conoscete naturalmente, adesso la troviamo per far capire l'importanza di questo lavoro, un lavoro importantissimo. Allora, Arnaldo Olivier, cosa vuol dire condurre una zattera? Cioè inizi da quando capisci che veramente hai questa voglia di iniziare a provare, anche rischiare, eccolo qua. Chi è questo, Arnaldo? Sono io. È lui, capite perché ho voluto che veramente sentirlo parlare, perché lui sa di cosa stiamo parlando. Allora, quando è iniziata la passione e hai capito, Arnaldo, che veramente potevi farcela, che eri in grado di gestire questa zattera? Ma penso che quasi tutti gli abitanti di Codissago, della mia età soprattutto, o anche forse qualcuno più vecchio, c'ha il DNA. Cioè lo sente che aveva degli avi che ha fatto questo, il padre, il nonno, il trisnonno, quindi si sente dentro perché se no non si può. Qua siamo nel 500° anniversario dello Statuto degli Zattieri del Piave, partiamo da Perarolo e andiamo a Venezia, quindi una cosa dove i nostri avi, partendo il mattino all'alba, non sapevano se la sera tornavano a casa. Quindi qua abbiamo avuto anche una tragica fatalità. Una delle 3 zattere ha avuto un incidente ed è morto uno di noi. Cioè, si sa, se non morivano da incidente, morivano forse anche da polmonite, perché il loro lavoro era fatto sull'acqua. Io ritorno su forti e coraggiosi gli zattieri. Loro erano veramente
tra di loro c'era qualcosa che li legava, quell'elemento che è l'acqua. Quindi hanno lavorato spalla a spalla per secoli, e avevano come una specie di doppia, non lo so, come il dottor Jekyll e il Mr. Hyde, che sull'acqua non mollavano e salvavano un proprio simile e mettevano a rischio la propria. In terra invece c'era tutto diverso, era un po' litigiosi. Non c'era un uomo ma due persone nello stesso uomo. Sì, ecco, che dall'acqua alla terra c'era qualcosa di differente. Sindaco, che belle queste storie, ma quanto belle sono. Sindaco, forse unire le forze, far capire anche la preziosità che abbiamo nel territorio con queste storie che ancora si possono raccontare, questo museo che si può visitare. Prego, Sindaco. Guarda Mirella, se mi consente volevo fare i complimenti a Furlan e anche a Olivier perché riescono a mantenere vivo con l'associazione degli zattieri questa storia bellissima che nasce nei secoli passati. Una cosa volevo chiedere a Olivier, è una curiosità che è emersa, tu mi parlavi che le zattere erano larghe 4,20 metri, questa misura dei tronchi è rimasta attuale fino ai giorni nostri. Ancora? Sì, no. Scusi. Allora, lui parlava della misura taia che ancora oggi è in vigore. Sì. Taia sarebbe un tronco di 4 metri. Che è ancora in vigore. È ancora in vigore, sì. E sapete che la zattera aveva la lunghezza che poteva essere anche fino come il raso, quel famosa zattera lunga anche 34 metri, ma era la larghezza che dovevano avere 4,20 metri, quindi perché trovavano dei pericolosi intoppi lungo il fiume, certo, e quindi per non avere incidenti. Quindi la larghezza era una cosa messa proprio ad hoc. Abbiamo Sandra da Padova, sentirete Sandra adesso, io so già cosa dice. Ciao Sandra! Ciao Mirella e buongiorno ai favolosi ospiti. Io ho guardato il filmato e quei paesetti là li conosco perché a tempi floridi, diciamo a livello denaro, avevo la casa, un appartamento al Nevegal, dunque quei paesetti là li facevo, mi fermavo con mio marito, con mio figlio era piccolo, ma perché non sfruttiamo quello che abbiamo? Già tu Mirella, mi ricordo in una trasmissione c'era il signore, adesso non mi ricordo il nome, che parlava proprio della via dell'acqua, che da Padova a Venezia, non solo la riviera del Brenta, ma anche sti paesi, ma perché non sfruttiamo questa cosa? Che sarebbe anche un introito, penso, a livello commerciale, perché il legname, ma anche altre, ho visto, le pietre, i chiodi, cioè sono paesi che hanno tanto, ma perché qualche politico non riesce a capire che sono le piccole cose, come dici te delle volte Mirella, che fanno grandi le cose? Io veramente faccio i complimenti perché vi guardo tutte le mattine, delle volte non riesco neanche a prendere la linea, ma non importa, e vedo che ci sono delle persone veramente brave a elencare quello che fanno, dall'artigiano e qualche politico che, diciamo così, ecco, qualcuno dà delle risposte esaustive e altri cercano di girare l'ostacolo. Allora, io credo che io ho una certa età, però un'età diversamente giovane, però io credo che i giovani dovrebbero vedere queste cose, perché non date nelle scuole a farle vedere, che è molto interessante, magari qualche giovane, adesso c'è un avvicinamento alla montagna, vedo ragazzi che lasciano la città per fare i contadini, per fare per le mucche, per le capre, cioè magari su 20, magari 4 fanno queste cose. Allora questo io credo che sia anche il futuro, perché anche l'ambiente non ne risente, perché inquina gli aerei e questo e quest'altro, è tutto un inquinamento. Allora io ripeto, faccio ancora i complimenti
e fate ancora vedere questo filmato più spesso, sia a Rete Veneta e anche nelle scuole. Va bene, C'è grazie qualcuno Sandra, grazie cara Sandra, devo chiudere, sennò non ce la faccio. Io vorrei anche capire, forse qualcuno dove vuole andare a parare, te lo spiego io Sandra, perché non si fa? Perché come ha detto Arnaldo Olivier c'è la globalizzazione, adesso si devono fare gli aeroporti, si devono fare le quarta, la quinta, la sesta corsia, sì. Abbiamo chiuso i porti, i treni, chi se ne frega, allora prima abbiamo chiuso per la ferrovia, adesso chiudiamo anche la ferrovia, cementifichiamo veramente tutto. Cortina è una dimostrazione, lo diciamo chiaro e tondo, qual è il problema di dirlo, poi qualcuno piacerà, ma ognuno fa proprio anche le proprie riflessioni. A me non piace, sinceramente, ecco, non me ne frega niente, perché mi piacerebbe, come mi ha detto Furlan, dov'è che vuoi portare la Mirella a vedere cosa, Furlan? È il bosco di Somma di Ida, Auronzo. Che è? In comune di Auronzo, dove c'è un centro di biodiversità della forestale, e lì è stato costruito un raso, la zattera particolare di Codissago, che costruivano e andavano solo quelli di Codissago con quella zattera fino a Venezia. Solo loro? Solo loro, ed era senza carico, era praticamente gli abeti altri oltre 36 metri. Questa è lunga 36 metri, larga 5. E abbiamo potuto costruire grazie agli schianti di baia, non si potrebbe mai essere andati a tagliare degli alberi, certo. Però con gli schianti di baia insieme alla forestale è stata potuta costruire ed è lì, è bella da vedere. Forse dovremmo far salire questi ragazzi invece di correre in macchina a velocità, è inutile che dicano le strade, guardate che corrono in maniera folle, forse farli salire là, dare ecco questo remo e dire adesso vai, così ti faccio io provare un'adrenalina giusta, quella che ti fa capire che forse la vita è preziosa. Allora Sindaco, come ci saluta, ma siamo quasi in chiusura. Come salutarvi? Innanzitutto vi invito tutti ad Alleghe per quest'estate. Andiamo anche a Alleghe, tutti assieme andiamo a trovare il Sindaco. Sì, abbiamo un'estate piena di eventi, sia culturali, sia sportivi, sia culinari, quindi siete benvenuti se venite su ad ammirare le nostre montagne, come belle sono anche le montagne del resto del Bellunese. Vediamo anche queste immagini appunto del Monte Civetta, andiamo a vederle intanto che il Sindaco ci saluta, perché abbiamo una meraviglia veramente, abbiamo le montagne più belle del mondo, è inutile che la giriamo e forse qualcuno dovrebbe ascoltare di più, guardate la bellezza, no ma guardate che posti meravigliosi abbiamo, ecco questi sono i posti che vogliamo vedere, io sono veramente profondamente sconfortata, Sindaco, perché la politica sta andando verso strade che non interessano i giovani, che non interessano le popolazioni, sono strade di cemento armato, ecco, che si continua veramente a chiudere, a costruire, invece di supportare questa meraviglia di territorio che abbiamo, ma nello stesso la fragilità, Sindaco, la fragilità del territorio, prego. Sai una cosa Mirella, quando ho lavorato in provincia per creare il brand della provincia di Belluno, Dolomiti Bellunesi, che è il marchio di questo territorio, ci hanno scritto diversi ospiti, anche statunitensi, dell'Australia, del Canada, e hanno detto noi veniamo nel Bellunese perché è un territorio che ha ancora l'autenticità rispetto ad altre zone limitrofe al Bellunese, dove è stato creato un territorio apposta per il turista, e di questo ne sono orgoglioso. Grazie Sindaco. Beh, ha sentito, c'è una bella notizia per qualcuno, brutta per un altro, il terzo mandato non si fa, si è bloccato, aria nuova, aria fresca, vedremo cosa succederà. Io spero che ci siano molti giovani preparati al comando su queste poltrone, perché io ci credo molto, Sindaco, nei giovani. Io credo anche a questa creatività che hanno, a questa voglia anche di fare del bene, perché sono molto vicini alla sostenibilità, sono vicini veramente all'ambiente, e questo fa ben sperare. Ecco, io spero che l'ho detto anche ieri, avevo il segretario Tosi,
di che le segreterie devono premiare la meritocrazia e dare la possibilità di sedere sulle poltrone chi veramente è capace, perché solo così porteremo fuori dal tunnel questo paese. È inutile che continuino a girarmela, se non mettiamo la meritocrazia su poltrone importanti non andremo da nessuna parte, perché ormai sta regnando il business dappertutto, e il business sta uccidendo la società. Questo è quello che vedo. Andiamo a vedere un altro servizio, così facciamo anche contenti i nostri telespettatori e telespettatrici che sono inchiodati a guardarci. Andiamo a vedere. Non mancano racconti di terribili e fatali incidenti. Nonostante questo, era un'attività che presentava un certo fascino. È proprio in onore di quegli uomini e per non disperdere la memoria della loro storia millenaria che la comunità di Codissago ha ricostituito nel dicembre 1982 la famiglia di Zattere Menadas della Piave. Con regole gestionali ben precise, nel rispetto della tradizione storica, la famiglia ha svolto da allora una fervida attività formale e pratica, con iniziative volte al recupero del patrimonio storico, sublimate nella realizzazione del Museo degli Zattieri del Piave a Codissago, o nelle molte rievocazioni, con il presupposto di dover imparare a costruire le zattere proprio come quelle dei padri, con le stesse tecniche materiali e con le quali ridiscendere ancora la Piave, come è avvenuto per secoli fino alla prima parte del Novecento. Negli anni l'attività dell'associazione si è sviluppata, gettando le basi per una ricerca sul trasporto via fiume in diversi luoghi d'Europa e poi ancora nel mondo intero. La famiglia si è resa protagonista di significative esperienze sulle zattere lungo diversi fiumi d'oltre confine, consolidando una fratellanza con le altre associazioni continentali, ognuna delle quali porta in dote la propria tradizione secolare. Orgogliosamente, la famiglia degli Zattieri e Menadas della Piave, assieme ad altre 7 associazioni europee, ha avviato uno statuto internazionale che comprende ad oggi 41 associazioni di tutto il mondo. Oltre ad aver partecipato a tutte le assemblee ed incontri fin dal lontano 1986, la famiglia ha organizzato l'Assemblea internazionale del 2005 e lo straordinario 21° incontro internazionale tra agosto e settembre 2018, che ha visto la partecipazione di 150 zattieri di tutta Europa. I vari gruppi, riuniti nel centro di Longarone, hanno dato vita ad una vivace sfilata conclusasi con la Santa Messa nella chiesa del Michelucci, uno dei monumenti alla memoria della tragedia del Vajont. Suggello emozionante di queste giornate, evento straordinario e forse irripetibile, è stato l'apertura della regata storica di Venezia, in zattera, lungo il Canal Grande,
con una zattera costruita secondo tradizione e con a bordo alcune personalità, oltre ai rappresentanti delle varie associazioni. Un evento che ha suscitato un giustificato entusiasmo ed ha celebrato in modo spettacolare il secolare legame tra la montagna bellunese e la magnifica Venezia, la città sull'acqua unica al mondo. Arnaldo Olivieri ancora Castaldo sta dicendo, allora però vuole aggiungere anche qualcos'altro Arnaldo, prego. No, sarebbe Sergio Vabbè, che dopo è sentiamo Castaldo. anche Sergio. No, volevo dire, senza presunzione, diamo quel che merita, no? Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Codissago è stato un paese eccezionale per questi zattieri, generazione di zattieri, i migliori, sono di tutto il mondo, li abbiamo trovati anche sul Rio Negro, sul Reno, sul Rodano, sull'asse danubiano da Ratisbona fino a Batumi. Cioè era un mestiere che non era più un mestiere, era diventato un'arte, era l'arte della zatteria. Quindi io gli ho portato via... No, ma è giusto. Ma è giusto. Esatto, Furlan, questa alzata diremmo che non è che avvenga spesso, perché? È il saluto che concedono a pochissimi ed è sempre emozionante, è un onore vedere queste cose. E certo che a stare sulla zattera in Canal Grande è una bella emozione. È una bella emozione, sì. Però dobbiamo dire che se c'è Venezia anche per merito di questi zattieri, che va ricordata, perché la storia va ricordata, non va dimenticata. Tutto bello, tutto vero, ma quanti morti, sì. Perché ci sono stati, vogliamo ricordare anche queste figure che hanno rischiato la loro vita e sono morti per un bene comune, per portare questi tronchi, per costruire la meraviglia che abbiamo nel mondo che è Venezia. Arnaldo Olivieri, come ci saluti? Ma ricordare per non dimenticare. Bello. Grazie mille signor Mirella, io non dovevo essere qua, però ci sei. Ci sei. Sì. Grazie mille a tutti voi, grazie a Sergio che mi ha lasciato il... Sapete che il genero ve lo dico io di Olivieri, è tutta una famiglia, il Castaldo, i zattieri, è tutta una grande famiglia come Sveglia Veneti e Rete La dicitura è proprio famiglia dei Zattere e Menadas della Piave, quindi è una grande famiglia. Furlan, come ci saluti?
Arrivederci al più presto. Allora vediamo la locandina che la facciamo vedere a Furlan, la locandina di domenica 13 aprile che li ho invitati, ci hanno piacere di venire, perché nel Sile forse se uniamo le forze potremmo portare anche le zattere, perché eccola qua, il 13 aprile, via Alzaia sul Sile 7, poi ti girerò la locandina per far capire, come dice Sandra, l'importanza di unire le forze, che dobbiamo fare questo villaggio delle associazioni itinerante, verremo là, andremo ad Alleghe, andremo a Grado, proprio per far capire l'importanza della storia, la storia che deve essere tramandata ai più giovani. Se non lo facciamo noi, Arnaldo, non lo farà nessuno. La storia siamo noi. La storia siamo noi. E con queste parole ringrazio i miei ospiti. Pubblicità. Vi presento la dottoressa Chiara Orsetti, biologa, nutrizionista. Buongiorno, buongiorno. Mi sente? Buongiorno a tutti. Sì, io la sento. Buongiorno Mi e grazie di essere qui. Allora, quello che volevo capire, dottoressa, con lei, cosa sta succedendo a questo mondo di giovani, anche direi meno giovani, questo bere in maniera incredibile, magari una volta sola alla settimana, che sta spopolando, nessuno lo dice, ve lo dico io, una cosa incredibile. Ecco, tendono anche a nascondere dei numeri, veramente i numeri che fanno riflettere, e soprattutto queste famiglie che non capiscono veramente il problema dell'obesità del bambino, che bisogna iniziare a parlarne e a cercare di far capire che bisogna darsi una sveglia, perché poi le conseguenze sono veramente, non si vedranno subito, ma in futuro sì. Ecco, cosa vuole dirci, dottore, queste mense? Abbiamo visto cosa succede anche in certe mense, poi tutti passano il cerino, la colpa non è mai nessuno, ma io mi domando cosa stiamo dando a mangiare a questi poveri bambini che sono indifesi, che per fortuna che sono più svegli di altri, che si accorgono quando qualcosa non va. Prego, dottoressa. Allora, lei ha toccato due argomenti molto importanti sul quali mi scontro, mi interfaccio tutti i giorni. Il primo è il fatto di un utilizzo di alcolici eccessivo e disordinato, che spesso anche nei giovani è una manifestazione di un disturbo di fatto alimentare. Si parla proprio di drancoressia quando ci sono delle persone, soprattutto succede nelle persone giovani, di bere in modo esagerato e di non mangiare pur di bere tanto, soprattutto nel fine settimana. Ma a parte questo caso, che per fortuna non è più limitato, in effetti c'è una tendenza, ma purtroppo non solo dei giovani, effettivamente di abusare di alcolici, ma per alcolici intendo anche il vino, anche il prosecco, non pensiamo solo ai superalcolici, e questo sicuramente porta a svariati problemi, al di là di un discorso di disagio sociale, ma soprattutto anche per la salute, che non fanno bene. Lì non è solo una questione di educazione alimentare, c'è un problema secondo me più a livello sociale. Mentre più strettamente legato al mio lavoro è effettivamente il problema dell'obesità dei bambini. Purtroppo stiamo arrivando a dei primati, soprattutto in Italia, angoscianti, sempre di più. Si sperava di avere un po' ridotto questa curva di crescita di bambini sovrappeso obesi, invece purtroppo ne abbiamo molti, perché di fatto l'alimentazione di base è sbagliata, ma non tanto in termini di quantità, ma di qualità di cibo che offriamo ai bambini, di cibo processato, che stimola continuamente la fame, che ha un forte impatto infiammatorio. E vedo che non è facile
trovare collaborazione da parte delle famiglie anche quando mi vengono appunto portati dei bambini per una visita, per vedere di poter risistemare l'alimentazione. Poi si spererebbe che il nutrizionista faccia tutto lui, non nel senso, come dire, sistemalo, però in realtà l'impegno deve essere della famiglia. È un po' come quando si porta il bambino dal dentista, non è che si può dire sistemagli una carie, però dopo a casa non controllare se si lava i denti, no? Un po' la stessa cosa. E qua si tratta proprio di stile di vita, puntando molto sulla qualità del cibo che mangiamo. E questo non vuol dire poi non ha a che fare con un discorso di costo e di niente, di fare solo un po' più attenzione di quello che diamo da mangiare. E fa bene a ricordarlo a questi genitori, anche i nonni, dico io, che bisogna stare molto attenti, perché loro non riescono a capire cos'è il buono e cos'è il cattivo e che fa male. Dobbiamo cercare anche di accompagnarli, questi bambini. Abbiamo in linea Nadia. Ciao cara Nadia, ciao carissima. Ciao Mirella e buongiorno alla dottoressa e i tuoi ospiti, diciamo. Niente, volevo portarti a conoscenza che ieri ho fatto la mia ultima terapia e mi hanno chiesto se volevo partecipare, che al circolo canottieri dell'ospedale hanno programmato per il 1° giugno una mattinata dalle 9 alle 13 per le donne operate al seno che fanno la voga, e chi vuole partecipare può partecipare. Io non posso perché sai i miei problemi. Comunque volevo comunicare a tutte le donne che c'è questo incontro e ci hanno dato un tesserino là, una carta dove c'è scritto tutto il programma. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te cara Nadia, siamo felici che tu hai terminato questa terapia. Ecco, io sono sicura che Nadia riuscirà anche a fare a staccare questa spina con questa bellissima manifestazione a favore di far capire e far prevenzione sulle donne che hanno avuto questo tumore al seno, come ha spiegato Nadia, questa guerriera che non ha deposto le armi ma ha combattuto, sta combattendo, e cercheremo di aiutare Nadia, se ha piacere di partecipare col mondo del volontariato, in maniera che dopo tanta sofferenza riesca a staccare la spina. Vedrai che ce la faremo Nadia, se hai piacere di partecipare vedrai che io ti aiuterò. Allora, detto questo, saluto un altro ospite gradito, è Samuele Ambrosi, consulente Oreca. Buongiorno Ambrosi, buona giornata. Allora, cosa ci racconta, Mirella? Cosa vuole dirci questa mattina? Prego. Ma sull'effetto dell'alcol o sul bellissimo dove video vuole, che ho visto? libero, qua sa che siamo liberi, non siamo vincolati a niente. Quello che gli interessa di più, se vuole fare anche dei commenti, niente di meglio, prego. Ma questo molto volentieri. Innanzitutto mi collego al video che ho visto prima, che è una delle nostre attività, quella è un'attività specifica legata al mondo del whisky, così mi collego anche all'intervento meraviglioso che ha fatto la dottoressa Ossetti, che è un locale dedicato alla cultura del whisky, quindi è estremamente moderato nel consumo quanto nella trasmissione della cultura di un distillato di altissima qualità. La cosa che mi aspetta in un locale così particolare è legata al fatto che la maggior parte della nostra clientela è un pubblico femminile, quindi si pensa che il distillato così importante, così potente, sia così discriminatorio nel mondo, legato più che altro a un consumo maschile. In realtà, fortunatamente, devo dire che c'è un avvicinamento delle quote rosa, evidentemente non spaventa il tenore alcolico. Legato invece all'argomento che stavate affrontando prima, che è un argomento per noi molto sensibile, avendo io attività legate al mondo della notte, legate al bere miscelato, legate alla gestione alcolica. Condivido quanto voi avete detto in studio prima, condivido che i giovani hanno questa attitudine ad esagerare, si chiama binge drinking o binge drinking in termine tecnico. Questo non succede nelle realtà che hanno ovviamente una qualità, una ricerca, un posizionamento prezzo leggermente più elevato.
Lo strumento non è il prezzo, lo strumento è la conoscenza sugli effetti che l'alcol può dare, sia positivi che negativi, e questo deve essere trasmesso dall'inizio del loro percorso, quindi dalle scuole, a mio parere, fino poi anche a chi effettivamente produce servizio, cioè parlo dei miei colleghi stessi, in quanto noi dobbiamo essere i primi a saper portare la macchina all'interno di un sistema che sta effettivamente in certi momenti degenerando. Ovvio, è un momento molto difficile sia economicamente sia a livello di vendita, questo si riscontra in tutti i centri, in tutte le attività, sia grandi che piccole. Le mie attività sono a Treviso, ma fortunatamente per consulenze opero un po' dappertutto, quindi vedo Roma, vedo Milano, vedo Napoli, e comunque i problemi in dimensione diversa ovviamente, ma sono in tutte le realtà. Quindi serve conoscenza, servono interventi legati alle forze dell'ordine, serve un'attività di unione sia dei locali che anche delle associazioni per poter gestire al meglio questa sorta di demonizzazione dell'alcol. E su questo io volevo, se posso Mirella, farvi una piccola promozione legata a un libro. Questo libro, che si chiama Sbronzi, è Drunk in inglese, penso che voi lo vediate, è stato scritto da uno dei più grandi filosofi, insomma, canadesi, è insegnante presso la British Columbia, e praticamente su questo testo lui fa notare e affronta effettivamente tutte le tematiche legate all'alcol, non legate ai problemi dell'alcol, ma essendo lui appassionato anche di antropologia, come l'alcol per questi primi 16.000 anni che ci hanno accompagnato è stato effettivamente un elemento di grande positività e di grande raggruppamento della società che oggi noi stiamo vivendo. Quindi l'alcol non è un demone, l'alcol è uno dei doni che ci sono stati fatti. Dobbiamo ovviamente sapere sia cosa bere e sia gestirlo, come tutte le cose che poi creano ovviamente problemi o dipendenza. Allora, questa è un po' la mia macro visione. No, ha fatto bene, ecco, ognuno fa le proprie riflessioni. Dottoressa Orsetti, io ho avuto ospite il grande professor Silvio Garattini, il quale ha detto molto chiaramente: il vino è cancerogeno, punto. Allora, io l'ho detto a un politico, e senza dire chi me l'aveva detto, e lui ha detto: ma chi è che ti ha detto questa roba? Non è assolutamente cancerogeno, una piccola parte. Allora gli ho detto: ascolta, cercate un po' di essere un po' più moderati e informarvi di più prima di dire e essere tuttologi. Me l'ha detto il professor Silvio Garattini. Ma l'ha detto perché? Perché lui sta cercando di combattere quello che fa male. Lui sta cercando di capire che c'è un pericolo imminente che riguarda non solo i giovani, ma anche i meno giovani, con questa pubblicità continua che si fa specialmente di questa bevanda. Nelle sigarette è scritto che fa morire, nel vino non è scritto niente, e soprattutto negli alcolici. E Ambrosi dice: bisogna saper dosare, saper bere, e vallo dire a quei giovani che non vedono l'ora invece di bere, che non mangiano niente, aspettando quel rito magico, perché loro lo chiamano così, che è quella serata, quel pomeriggio pazzesco. Ma dottoressa, chi è che dovrebbe intervenire su questo? Perché io penso che questa prevenzione dovrebbe essere fatta iniziando dall'asilo, iniziando a capire che si può bere magari anche crescendo con dei drink analcolici, che si può creare dei colori bellissimi mischiando delle frutte e delle verdure naturali, che puoi fare anche tu. Ma non vedo che ci sia molto interesse a combattere questo. Ci allarmiamo che poi a 14, 15, anche a 10-11 anni, li vedo io, perciò posso dirlo, hanno lo spritz. E se non lo vanno a bere al bar, se lo fanno a casa tranquillamente, tanto chi se ne frega. Chi è che mi vede? Chi è che può capire? Dottoressa, cosa vogliamo dire a questa società che si sta dimenticando che abbiamo anche i fragili, che sono i nostri figli, nipoti, ragazzi che crescono? Prego. Ma secondo me, mi sentite? Sì, bene, dottoressa. Sì, perché ogni tanto perdo il segnale. Secondo me c'è un problema. I problemi sono due. Uno, appunto, come dicevo anche prima, un problema sociale, nel senso che
l'abuso di alcolici è un segnale di disagio e il problema è molto più grosso rispetto all'effetto cancerogeno che può avere l'alcol in quel momento lì, perché bere senza un minimo di moderazione vuol dire cercare qualcosa, come può essere all'interno di una dipendenza di una droga o di altre cose. E lì effettivamente un problema sociale grande, e non riguarda solo i giovani, anzi riguarda le persone adulte, e c'è da lavorare molto, non solo nell'ambito della nutrizione, ma nell'ambito diciamo a livello di educazione, come dice lei, sì, da quando i bambini sono piccoli, però i problemi sono secondo me ben più grandi. Per quanto riguarda l'effetto negativo che ha l'alcol, è vero, allora la parola cancerogeno sì, la lascerei stare, direi che l'alcol ha degli effetti devastanti sul fegato, sul sistema nervoso, comunque sia su tutto l'organismo. Ma come tutte le cose è anche dose dipendente. Diciamo che l'alcol non fa mai bene, questo è vero, anche piccole dosi. Per far male però deve essere appunto esserci un abuso. La stessa cosa mi viene da pensare ad esempio con gli zuccheri. Noi viviamo ormai in un'epoca in cui non riusciamo più ad assaporare il piacere del dolce, ma siamo drogati di zuccheri, e questo è ugualmente pericoloso. Lo zucchero in eccesso è cancerogeno. A proposito vi racconto un po' come lavoro io, nel senso che io lavoro in uno studio a Conegliano, siamo vari professionisti, ci sono anche degli psicologi, c'è uno psichiatra, un osteopata, e da poco abbiamo iniziato una collaborazione con una chef, una ragazza giovane molto in gamba, che ha deciso di occuparsi di educazione alimentare. Noi lavoriamo in sinergia insieme e perché diciamo che dove arriva il nutrizionista arriva fino a un certo punto, prepara la dieta, stila un programma, poi si tratta di arrivare a livello pratico a dare delle indicazioni semplici per come seguire la dieta, altrimenti poi diciamo che la dieta diventa un fallimento da subito. E soprattutto cerchiamo noi nutrizionisti sempre di dare i consigli di mangiare di qualità, di evitare gli zuccheri eccetera, e poi a livello pratico come fa una persona a rinunciare magari a un dolce, o gli si dice sì, fai la torta senza zucchero, però io poi non sono in grado di farlo. Ecco che entra in gioco questa figura di educazione alimentare, e noi sta funzionando molto bene, è un'idea molto innovativa, ma vedo che piace molto. Niente più lontano che ieri sera qua in studio abbiamo fatto uno show cooking, questa chef ha preparato dei dolci senza zucchero oppure con degli zuccheri naturali, come una crema di datteri, come una purea di mela, educando le persone a ritornare ad avere il sapore del cibo vero, cosa che noi abbiamo completamente perso perché siamo drogati di zuccheri. La catena alimentare industriale negli ultimi anni, ma non ultimi, da quando ero bambina io, da quando sono iniziate ad esserci le merendine negli anni 70-80, ci ha creato una situazione di dipendenza da zucchero. Non è più il piacere. Noi esseri umani desideriamo lo zucchero, il cibo calorico, perché è una necessità, proprio un bisogno di sopravvivenza. A livello cerebrale cerchiamo il piacere dello zucchero, delle cose caloriche, ma dal piacere appunto si rischia, esagerando con cibo industriale fortemente zuccherato, edulcorato, arricchito di un sacco di additivi, ad avere poi alla fine una vera e propria dipendenza. E credetemi, io non voglio difendere assolutamente il vino e gli alcolici, mi dispiace che siamo anche in questa situazione con l'altro ospite. Non si preoccupi dottoressa, abbiamo messo assieme apposta. Ecco, io non voglio assolutamente, però dico la verità, facciamo attenzione perché siamo soliti un po' creare un po' di schematizzare, ecco, abbiamo paura di alcune cose, mentre nel quotidiano e proprio anche ai bambini noi diamo da mangiare merendine, cioccolatini e gelati, e invece creiamo già dei danni molto piccoli. Io ho 2 nipotini meravigliosi e devo dire la verità, ho 2 nuore meravigliose che li stanno crescendo dandogli da mangiare delle cose sane, delle cose buone, e quando mi capita di avere i nipotini, le mie amiche gli dicono: ma non gli dai il biscottino, non gli dai la brioche? No, crescono bene, mangiano di tutto, mangiano frutta e verdura, sono abituati ad apprezzare il cibo, e speriamo che sia il modo giusto per farli crescere
proteggendoli da tante malattie, perché appunto ormai non è una sensazione, c'è la certezza che l'alimentazione sbagliata porta ad avere un sacco di problematiche a livello cardiovascolare, il diabete che è la malattia, che sarà purtroppo la malattia del nuovo millennio, e tante altre problematiche, anche tanto diciamo problematiche anche con tutte le patologie oncologiche, quindi anche con tumori. Molto chiara. Ambrosi, prego. No, io volevo, intanto la dottoressa è stata assolutamente esaustiva, oltre che elegante nei contenuti che ci ha riportato. Io volevo aggiungere due cose. La prima, avendo a che fare spesso con i giovani, innanzitutto che ovviamente la vendita degli alcolici sotto i 18 anni è penalmente perseguibile ed è vietata. Quindi io denuncerei tutti quegli esercizi che fanno questo, perché è contro ogni tipo di logica e di professionalità. La seconda cosa che volevo dire è che vi sembrerà strano, ma ho la fortuna di avere a che fare con tanti giovani e spesso, non posso dire sempre perché non sarebbe corretto, spesso colui che guida te lo dice subito: io guido, quindi tu sai che se prepari qualcosa che lui non conosce deve essere a bassissima gradazione alcolica per aiutarlo in quello che deve fare. Gli chiedo addirittura se ha già bevuto qualcosa, in modo da capire se, o addirittura tantissimi di loro bevono analcolico, quindi il giovane neopatentato di adesso sa che non può bere alcol e di conseguenza non è più discriminatoria questa cosa, anzi per loro è diventato un valore, e questa è un'evoluzione meravigliosa della generazione che adesso ci sta approcciando alla guida. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, recentemente abbiamo fatto una cena di gala molto importante in una distilleria importantissima del Veneto a livello internazionale, con tantissimi ospiti. Abbiamo fatto un menù importante, nel senso dall'aperitivo al dolce. L'alcol, ovviamente il vino in questo caso non mancava. A tutti è stato chiesto chi guidava. A chi guidava è stato messo un adesivo, una sorta di segnale, quindi una specie di macchinetta, in modo che il sommelier o comunque il bartender sapesse che quella persona lì doveva assumere una dose più bassa di vino o di drink in questo caso. Bene, vi posso dire che erano presenti all'esterno dell'attività della distilleria degli etilometri professionali, in uso anche alle forze dell'ordine, in modo che si potesse fare l'etilometro a tutti gli ospiti. Il menù è stato un menù abbastanza importante, si parla di 5 portate, più la chiusura di un assaggio di una mezza dose di grappa, e quindi l'esito è stato che nessuno alla fine di questa cena era ad un limite superiore a quello ovviamente posto dalla legge. Quindi, al di là che l'alcol faccia male, faccia bene, questo qua sono discorsi, io non sono medico e non mi metto ovviamente ad aggiungere cose già ben esposte, che se si vuole bere comunque si può fare in maniera intelligente, portando e rispettando quello che è il veicolo, il codice della strada e la vita ovviamente sia di chi porta, sia di chi si ospita nel veicolo, sia di chi ovviamente incrociamo per strada. Allora, mi dispiace dirglielo, Ambrosi, ho avuto degli esperti invece che contestano questi dati, che non bisogna bere quando si guida. Non bisogna bere quando si guida. Questo è quello che hanno detto gli esperti, perché anche la minima dose può creare problemi. Giustamente lei ha detto: non sono un medico, neanch'io sono medico, mi avvalgo sempre di persone competenti, e quello che ho sentito fa capire che bisogna non bere quando si guida. Ecco, tu puoi farti accompagnare da qualcun altro, ma bere quando si guida diventa molto molto pericoloso. Dottoressa, quello che vorrei anche capire e parlare con lei, purtroppo il tempo è tiranno, è il digiuno. Bisogna anche digiunare, ecco, non bisogna fare un pasto solo. Il professor Garattini diceva, lui faceva una colazione e poi arrivava fino a sera, e soprattutto faceva, mi sembra, 3-4 chilometri al giorno. Quello è quello che ha detto il mio stile di vita. Cosa ne pensa e cosa ci dice? Allora, sicuramente può essere utile, ma non in tutti i casi, l'idea di fare dei digiuni prolungati, cioè spezzare la giornata, fare una parte in cui si mangia e una parte di digiuno. Io personalmente, mi dispiace per il professor Garattini, se posso consigliare in alcune situazioni, consiglio digiuno serale, quindi una buona colazione, un buon pranzo e si salta piuttosto la cena. Questo perché noi dobbiamo un po' seguire l'andamento della nostra attività ormonale della giornata, quindi il mattino dobbiamo favorire tutti gli ormoni che lavorano, diciamo, che hanno un effetto di stimolo del metabolismo.
quindi la colazione deve essere il pasto più importante della giornata, e questo ci dà tanta energia, ci dà tanta forza, ci gestisce bene la fame durante il giorno. Il pranzo poi deve essere comunque un buon pasto, non eccessivo. Se vogliamo, in alcuni periodi o in alcune giornate della settimana, possiamo evitare di cenare, questo sì, tranne in alcune situazioni, dobbiamo sempre stare attenti di parlare in alcune situazioni se non ci sono presenti delle patologie, se non ci sono presenti disturbi alimentari, perché spesso si rischia di etichettare sempre una corretta alimentazione con diete dimagranti, e si creano grossi problemi anche in chi soffre di disagi, di disturbi alimentari. Poi sicuramente una corretta alimentazione deve essere affiancata da attività fisica costante, che non vuol dire fare degli sport estremi, perché non tutti possono permetterseli anche in termini di tempo, e anche fisicamente magari non sono prestanti. Effettivamente camminare, secondo me, è lo sport e l'attività migliore in assoluto. Cosa bisogna camminare al giorno? Solo... Quanto tempo, dottoressa? Cioè un minimo che bisogna fare? Un minimo sarebbe mezz'ora al giorno, proprio minimo sindacale, già per avere anche una riduzione, un controllo della glicemia. Se poi vogliamo avere un effetto un pochino più dei risultati un po' migliori, almeno 45-50 minuti. L'ideale anche lo consigliano anche ad esempio alle persone che soffrono di ipertensione o che hanno un po' di sovrappeso, sarebbe da fare, ed è facile come formula, 50 minuti al giorno, 5 km per 5 giorni alla settimana. Questa formula qui una persona è come nuova. Noi abbiamo dei posti bellissimi in Veneto. 50 minuti al giorno per 5 giorni, fatelo, adesso inizia anche la primavera, facciamo un po' di prevenzione, dottoressa, li stimoliamo a uscire, a muoversi. Sì, perché poi è la stagione giusta, perché poi mi sento dire in estate fa caldo, in inverno fa freddo. Adesso non ci sono scusanti, nel senso che abbiamo giornate lunghe, fa sempre più o meno la stessa temperatura, ha fatto un po' freddo in questi giorni, ma a mezzogiorno l'una si riesce ad uscire tranquillamente, e poi dal freddo ci si protegge, forse dal caldo meno, e quindi possiamo uscire e veramente passeggiare sia in pianura che in collina o nelle nostre meravigliose montagne, come abbiamo visto prima. C'è la possibilità di camminare senza problemi. Camminare fa bene al cuore, fa bene all'intestino, fa bene molto alla mente, al nostro sistema nervoso, perché ci libera dei pensieri, ci rende molto più energici, ci motiva ad avere buoni pensieri, buoni propositi. Io la ringrazio veramente, dottoressa, perché io quando la invito mi fa piacere, perché sono dei messaggi importanti che sta dicendo. Non serve andare in palestra, chi non ha soldi può uscire tranquillamente, è una ginnastica anche che fa bene anche alla mente. Abbiamo anche dei paesaggi meravigliosi, abbiamo dei parchi stupendi, noi qui poi a Treviso non ne parliamo. Se qualcuno mi dice che non è vero, venga a confrontarsi, perché c'è la possibilità di uscire. Il problema è che sono diventati molto pigri, specialmente i nostri diversamente giovani. Delle volte dovremmo aiutarli anche col mondo del volontariato a uscirli, a fare qualche passeggiata. Ecco, i giovani dovrebbero fare anche questo, aiutare chi è in difficoltà a muoversi un pochino di più. Grazie alla dottoressa Chiara Orsetti, biologa e nutrizionista, grazie a Samuele Ambrosi, consulente Oreca, grazie, pubblicità. Anzi, andiamo a pranzo. Grazie. Bentornati. Oggi vi proponiamo un'alternativa alle classiche pennette alla carbonara. Una carbonara vegetariana. Usiamo delle pennette, delle zucchine, un po' di cipolla e poi uova, formaggio e un filo di olio. Iniziamo con il prendere la nostra cipolla, ne basta pochina, noi qui ne usiamo meno di mezza, e la affettiamo sottile, una julienne in termine tecnico. Come vedete basta poca. Dopodiché abbiamo delle zucchine che noi possiamo tagliare
o con il coltello oppure con un altro paio di attrezzi che ora vi mostreremo, che si trovano comunemente nei negozi. Possiamo usare un tritacarotte, uno di questi soliti attrezzini che si trovano dappertutto nei grandi magazzini, oppure possiamo usare anche una grattugia di questo genere, è indifferente. Però se vogliamo dare un tocco di classe in più alla cosa, le tagliamo a striscioline di questa misura con un coltello, quindi sono un po' più consistenti e ci permetteranno di ottenere un effetto visivo migliore. Dopo che abbiamo tagliato le nostre zucchine e la cipolla, iniziamo con il mettere nell'acqua le pennette e con l'aiuto di una padella e un po' di olio di oliva facciamo rosolare alcuni minuti la cipolla, alla quale poi aggiungeremo le zucchine. Mentre la cipolla inizia a rosolare sul fuoco, noi prepariamo la salsa. La salsa è composta da un rosso d'uovo, alias un tuorlo, un po' di formaggio parmigiano, una spruzzatina di pepe e nel caso voi facciate questa ricetta per più di 2 persone, uniamo anche un uovo intero. Questo perché non usiamo panna. Sbattiamo leggermente tutto il composto, lo correggiamo con un pizzico di sale, dopodiché lo lasciamo riposare un minutino. Nel frattempo la cipolla ha preso un po' di colore e ci aggiungiamo le zucchine. Rimettiamo tutto sul fuoco e lasciamo cuocere per alcuni minuti. Le nostre zucchine sono quasi pronte, come vedete hanno mantenuto un bel colore vivo. Le pennette dovrebbero essere pronte anche quelle, quindi andiamo a scolare le pennette, le saltiamo in padella e spegniamo il fuoco. Lasciamo insaporire 10 secondi questo composto, dopodiché andiamo ad aggiungere l'uovo. Il fuoco è spento perché l'uovo non deve cuocere, deve restare bello cremoso. Se incomincia a essere troppo denso, aggiungiamo un po' della sua acqua di cottura e otterremo una bella crema morbida e vellutata. Ecco, io direi che possiamo iniziare a preparare il nostro piatto. Versiamo un po' di pennette, questa carbonara di pennette al centro del piatto, ci appoggiamo sopra alcune scaglie di parmigiano che con il calore si fonderanno e daranno il loro aroma al piattino e concludiamo con un pizzichino di concassè di pomodoro che dà una nota di colore a questo piatto indicato logicamente per tutti i vegetariani.